Allora, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Grazie alla Camera Penale che sceglie sempre il nostro istituto per fare i suoi incontri. Devo dire che vedendo il programma e soprattutto vedendo il titolo, all'inizio mi sono un po' spaventata, perché giudice psicologo è un mestiere che non esiste. Fortunatamente ho visto che l'avete messo tra virgolette, il che mi ha consolato, perché a ben vedere fare il magistrato e fare lo psicologo significa fare due mestieri totalmente differenti. Lo psicologo va a ricercare le cause dei comportamenti delle persone e non giudica. Il giudice ha un relativo interesse a vedere le ragioni per cui una persona commette delle cose, magari per inquadrare meglio il comportamento, stiamo parlando di penale come circostanze aggravanti e attenuanti, e poi giudica. Mescolare le due cose non solo è scorretto, perché noi magistrati non abbiamo una competenza specifica in materia psicologica, e la psicologia è una branca del nostro sapere che ha tutto un mondo che si deve conoscere. E come un giudice chiede a un ingegnere, nomina un CTU per sapere perché è crollato un palazzo, così se vuole avere delle risposte dal punto di vista psicologico deve nominare un consulente e non ergersi a psicologo lui stesso. Scusate, sono brevi cose che dico perché parlo della la prima parte della mia vita in cui ho fatto per quasi 40 anni il magistrato. Non solo, ma secondo me che il giudice si atteggi a psicologo è non solo sbagliato per le ragioni che ho detto, ma è anche pericoloso. Ho sempre detto, in tanti anni in cui ho avuto giovani colleghi e ho corretto tante delle loro sentenze, che dovevano sempre attenersi ai fatti. Molto spesso per corroborare magari una sentenza di condanna facevano delle valutazioni sulla persona, sul tipo di autore, eccetera. Io dicevo attenzione, perché in un regime democratico si valutano i fatti, i comportamenti. Sono i regimi autoritari che valutano e prendono in considerazione penalmente le idee e le personalità. E oltretutto, dicevo anche molto banalmente, ti sopponi a una serie di appelli che voglio dire è meglio evitare. Voglio solo portarvi una mia piccola esperienza personale, dove ho visto che il confondere le due cose è particolarmente pericoloso. Allora io ho fatto tanti mestieri del giudice, ho cominciato dal pretore fino ad arrivare al presidente del tribunale. Nel mezzo ho fatto anche una piccola parentesi di giudice minorile. Lì ho visto, vedendo alcuni colleghi che secondo me non interpretavano correttamente il mestiere del giudice minorile, confondere il giudice con lo psicologo. Trattavano i fascicoli come se fossero degli psicologi, o peggio, e non faccio una questione di qualità, peggio dico perché è ancora peggio, secondo me, come degli assistenti sociali. Non decidevano mai. Il nostro compito è quello di valutare, istruire, fino a che sia giusto, fino a che le cause siano mature, ma poi si deve decidere. E io vedevo fascicoli portati avanti con minori che crescevano sempre di più, e voi sapete che cosa vuol dire il passare del tempo per un minore rispetto a un adulto, e nessuno decideva mai, con conseguenze gravissime per loro e per le loro famiglie. Ecco, vi ho portato questa piccola esperienza e queste piccole, come dire, pillole di un mestiere, perché più di quello io non ho fatto, non ho delle competenze specifiche, ma insomma mi piaceva darle a voi, e starò invece a sentire molto
attentamente invece gli esperti espertissimi che abbiamo al nostro tavolo. Grazie. Buon pomeriggio, ringrazio l'Ateneo Veneto e la sua Presidente che ci ospita sempre con molta cortesia e accoglienza e sempre portandoci i suoi saluti, che oggi sono particolarmente graditi perché in poche parole ha focalizzato l'attenzione su quello che vorrebbe essere il fulcro di questo convegno, cioè un actio finum regundorum tra l'attività del giudice, del giudicare e l'attività dello psicologo. Ma perché ci siamo mossi come Camera Penale Veneziana e come Commissione Cultura nell'affrontare questo tema? Perché nella esperienza d'aula quotidiana sempre più spesso capita in alcuni settori piuttosto che in altri, penso ad esempio a tutta la materia del codice rosso, di leggere provvedimenti in cui ci sono delle esondazioni, degli straripamenti, in cui si richiamano categorie che non appartengono al diritto ma che appartengono ad altre scienze senza saperle ad esempio anche manipolare e in tutto questo porta anche ad un'evoluzione e a un cambiamento di quella che è la sentenza, a nostro avviso, e il senso della motivazione della sentenza. Cambia il linguaggio e cambia anche la funzione della motivazione, una funzione che dovrebbe essere di giustificare e si sta trasformando, quando ci sono queste esondazioni, non sempre per carità, ma quando ci sono, in un atto di persuasione che richiama ed è contaminato da quanto avviene all'esterno, dalla nostra società e da un linguaggio che è anche quello della nostra società, dei social e dei mezzi di informazione. Il giudice psicologo, sì, sembra una contraddizione in termini, un ossimoro, come vogliamo definirlo, è un altro epiteto che la Commissione Cultura ha voluto dare al termine giudice, in una sorta di fil rouge che nasce da precedenti incontri che sono stati fatti. Siamo ossessionati dalla figura del giudice perché è il destinatario un po' del nostro mestiere, chiamiamolo così. Il giudice, abbiamo affrontato il giudice emotivo, ricordiamo appunto anche con l'avvocato Forza e il professor Rumiati, che appunto sicuramente ha scritto a quattro mani molti testi con il professor Bonini. Abbiamo parlato del giudice burocrate, abbiamo parlato del giudice legislatore e adesso un altro capitolo di questa saga, chiamiamola così, è quello del giudice psicologo. Il giudice psicologo nasce forse l'attenzione per il giudice da epoche più remote di quelle degli ultimi anni, addirittura forse anche prima del nuovo codice di procedura penale. Ci sono dei filosofi e linguisti che ravvisano l'emergere dell'importanza del ruolo del giudice rispetto a quello del legislatore già negli anni *80. E si dice con l'avvento dello Stato sociale, cito appunto il filosofo e linguista Lombardi Vallauri, credo sia la pronuncia, che dice che appunto di fronte all'avvento dello Stato sociale c'è stato un proliferare di leggi e leggine, che hanno spostato l'attenzione dalla norma giuridica in senso stretto e che hanno spostato la centralità dalla legittimità, che sarebbe appunto nella sua ottica la legge, alla giurisdizione e quindi il momento della giurisdizione diventa prevalente nell'applicare il diritto rispetto a quello della legge. Però quella del giudice è una responsabilità enorme perché quello del decidere, l'atto del decidere è prima di tutto, immagino e penso, una responsabilità e la decisione sempre che stando poi attenti al significato che vorremmo dare a questo termine, decidere piuttosto che valutare, la decisione comunque è un momento che si colloca in uno spazio d'azione sempre più ampio e non si sa dove andrà a cadere e quali sono le variabili della decisione. Se noi pensiamo, la decisione non dipende soltanto, è un fenomeno così che è quasi bicefalo. Da un lato c'è un passaggio per un tramite organico vero e proprio, il cervello, la decisione, le sinapsi, dall'altro lato c'è invece l'elaborazione mentale
e in questo spero che ci aiuterà appunto, aiuteranno i profani il professor Bonini. Il momento appunto in cui dall'aspetto più materiale si passa a quello più astratto è un momento comunque delicato, influenzato da una serie di variabili. E che ci sia una sovrapposizione, mi piace vederlo anche con una metafora che viene fatta dalle neuroscienze, che equiparano i neuroni, no, le cellule del sistema nervoso, a delle farfalle dell'anima, no, sono state chiamate. In effetti, se pensiamo alla psiche, è la farfalla, no? E in qualche modo il neurone però è anche nello stesso tempo, si sovrappone all'idea della psiche. E in questo momento del decidere, che non è solo una questione molecolare, non è solo una questione di scambi sinaptici, non è solo una questione di impulsi elettrici, c'è una serie di variabili che vanno dagli stereotipi, dalle massime di esperienza, sino alle dinamiche di gruppo. Per questo appunto ci serve l'aiuto dell'ordinario di psicologia cognitiva. E stereotipi che influenzano il giudizio. Sono un po' ripetitiva perché mi trovo sempre, quando in queste occasioni, a citare uno scritto del dottor Iacoviello, La prova del dolo nel processo di Parti, perché qui lui fa riferimento appunto agli stereotipi, facendo un esempio molto calzante a mio avviso. Noi viviamo di stereotipi e questo stereotipo influenza anche l'atto del giudicare. Sicuramente noi pensiamo all'amministratore di una società come a un tipo doloso che commette la bancarotta, però pensiamo al datore di lavoro nella cui fabbrica si verifica un incidente, un infortunio sul lavoro, come a un tipo colposo. Pensiamo all'autista che con la macchina, con l'automobile investe il pedone, andando ad alta velocità e ignorando il rosso, come a un tipo colposo. Però se la macchina viene lanciata a 100 km all'ora in centro abitato e passa nonostante il rosso, lo stereotipo non funziona più, e lo stereotipo però rischia poi, nel momento in cui ci sono nella società, nella vita reale, si verificano numerosissimi casi di, supponiamo, di investimenti e di omicidi colposi determinati dalla violazione di questa regola cautelare, si passa dal dolo alla colpa. Quindi la realtà influenza anche l'utilizzo di stereotipi. Però ecco, io di fronte alla difficoltà di gestire queste informazioni e di capire come avviene il processo decisionale per poter capire come inserirsi o come contenerlo o come criticarlo in un atto d'appello, devo lasciare per forza la parola al nostro primo relatore, che è il professor Nicolao Bonini, il professore ordinario dell'Università di Trento di psicologia cognitiva, che da anni si occupa proprio di questo specifico problema e anche dell'atto del decidere, dell'ultima sua fatica, chiamiamola così, a quattro mani col professor Rumiati all'introduzione alla psicologia della decisione, che spero che ci dia il suo apporto scientifico da poter utilizzare poi per ogni giorno nelle aule o nel nostro studio, nel momento in cui redigiamo gli atti di impugnazione, per poter essere più formati. Grazie. Beh, allora, innanzitutto un ringraziamento agli avvocati Fogliato e Novella per il gentile e graditissimo invito. Sono, diciamo, un po' il terzo incomodo, qua il panda di turno, in quanto sono psicologo sperimentale, ma ringrazio il Presidente dell'Ateneo Veneto per la distinzione dei campi e anche per rassicurarmi, perché ciò di cui parlerò non è tanto il giudice che in qualche misura, se in qualche misura debba diventare uno psicologo, ma alla rovescia. Come la psicologia entra nelle pieghe, diciamo così, della toga, allorquando si attiva un processo di formulazione che si conclude con qualcosa. Questo qualcosa può essere la percezione di rischio di un imputato, può essere la valutazione di un'evidenza, di una prova, fino alla formulazione di un verdetto.
quindi parlerò, in questo senso, psicologia verso giudice e non alla rovescia, nel senso che cercherò di illustrare alcuni meccanismi cognitivi rapidi, spesso inconsapevoli, che sono, diciamo così, universali, caratterizzano tutti noi, alle prese con diversi compiti valutativi decisionali, o il cittadino consumatore, o il cittadino nelle vesti di paziente, o, come vedremo, gli esperti in varie forme, tra cui l'esperto, diciamo così, in ambito giuridico. Allora, dunque, il mio obiettivo è quello, alcune pillole, diciamo così, di psicologia cognitiva che, secondo un filone di ricerca, sono rilevanti per capire questo processo di pensiero che caratterizza l'esperto in ambito, diciamo, giuridico nelle sue varie forme. Avevo preparato alcuni esempi, ma basta uno, anche perché abbiamo iniziato in ritardo, quindi voglio accorciare un po'. Tanto per dare un'idea. Allora, questo è quello che presento anche in aula con i miei studenti, di solito lo presento, faccio la domanda del tipo una scommessa, pensi di risolvere questo problema? Se sì, allora accetteresti questa scommessa del tipo se lo risolvi io ti do 10 euro, se non lo risolvi invece mi darai 1 euro, tutte scommesse ipotetiche per testare la loro grado di sicurezza. E di solito le persone sono molto fiduciose e pensano di risolvere questo problema tranquillissimamente. È solo un esempio al di fuori dei processi decisionali, ma mi serve per illustrare questo concetto di meccanismo rapido e inconsapevole. Allora, immaginate che qua sul tavolo ci siano 4 palline, uguali per forma, colore, dimensioni, ma una a peso diverso. Quindi una tra queste 4 palline ha peso diverso. Il compito è quello di individuare questa pallina che ha peso diverso. E ho, diciamo, la bilancia, diciamo, dell'orefice o del fruttivendolo, se volete, 2 piatti, e dovete individuare il compito dice di individuare questa pallina che ha peso diverso con 2 sole pesate. Questo è il compito. Apparentemente sembra facile, infatti molti studenti dicono sì, certo, così ho la possibilità di guadagnare 10 euro. Esattamente, e l'approccio tipico, adesso non c'è tempo per fare tutto questo perché faccio il referendum, poi passo, vedo chi ha un approccio, chi ne ha un altro, non c'è tempo per fare tutto questo, ma è esattamente quello che mostrava il vostro collega: si prendono 2 palline, si mettono su un piatto, si prendono altre 2 palline e si mettono su un altro piatto. Questo è quello che di solito le persone fanno. Quindi supponiamo che il piatto scenda così, quindi cosa fai? Prendi queste palline, le butti da parte, prendi queste 2, le metti sui piatti e questo piatto scende. Questa è la pallina che è diversa. Giusto? Non è detto. Non è detto. Perché non è detto? Perché, e sono contento che nella discussione preliminare con il collega ha tirato fuori il capitolo linguistico, infatti io l'ho selezionato subito, perché da un punto di vista, diciamo, relazione linguaggio-pensiero, diverso da un punto di vista psicologico, viene interpretato automaticamente, inconsapevolmente, nel senso che uno non ci pensa su 2 volte, come più pesante, giusto? Ma da un punto di vista logico, diverso vuol dire o più pesante o più leggero. Questo vuol dire diverso da un punto di vista logico. Quindi già abbiamo una distinzione fortissima tra quello che è un approccio di pensiero di tipo logico-analitico e un pensiero, chiamiamolo così, psicologico. Naturalmente così procedendo uno torna a casa convinto di aver risolto il problema, in realtà non ha risolto niente, perché la pallina di peso diverso poteva essere quella in alto, perché in quanto peso più leggero. Ci sarebbero tanti altri esempi, ma questo è sufficiente per illustrare il legame tra linguaggio. Naturalmente l'interpretazione linguistica dipende anche dal contesto, perché se stessi parlando di un concorso canino di Chihuahua, allora altezza diversa probabilmente viene interpretata come un'altezza più piccola in quanto qualità o attributo qualitativo all'interno di questo concorso. Se invece parlo di altezza diversa in un altro ambito, allora probabilmente viene interpretata come maggiore altezza. Tutto questo per illustrare la complessità
del linguaggio e come tutto questo si interseca con i processi di pensiero. In questo caso è disfunzionale, perché in questo modo non permette la risoluzione del problema. Questa idea non vedo più niente, sono le frecce, questa idea di meccanismi rapidi e inconsapevoli, e ne ho dato una dimostrazione, fa parte di tanti modelli, teorie diciamo psicologiche. Questa è una che è valsa un premio Nobel per l'economia a Daniel Kahneman nel 2002, il quale sostiene, insieme a tanti altri, che il nostro sistema mente-cervello sostanzialmente è caratterizzato da due pilastri. Un pilastro intuitivo, che è caratterizzato da questi processi qua, interpretativi, molto rapidi, percettivi, tanti meccanismi inferenziali, associativi, e dall'altra parte un processo di pensiero che è più controllato, che segue le regole logiche e via discorrendo. Naturalmente uno potrebbe dirsi, visto che parlo a una platea diciamo così di esperti, in un certo ambito, ma esperti, cosa c'entra tutto questo con la nostra professione? Si potrebbe pensare che questo modello sì, valga per l'esperto, ma quando non ha a che fare con il proprio dominio di expertise. Quindi il giudice può emozionarsi come l'uomo qualunque della strada nel vedere la propria squadra vincere una partita, ma quando si trova a fare il suo, le cose per cui ha studiato una vita, si è preparato, esiste una tradizione, esistono degli schemi, tutto questo dovrebbe essere, come dire, estraneo. Così come dovrebbe essere estraneo, ad esempio, altri fattori di tipo linguistici, la formulazione di un'evidenza, come questa evidenza, la stessa evidenza, viene formulata linguisticamente, a parità di valore statistico, non dovrebbero influenzare, diciamo così, il processo valutativo decisionale. In realtà, e contrariamente, diciamo così, il mito dell'esperto, quindi non solo il giudice o l'esperto in ambito giuridico, ma potrebbe, la stessa cosa potremmo dirla per un medico piuttosto che un ingegnere, in realtà esistono, sì, lasciamo perdere il modello razionale, ecco questo è un po' il mito, no? Molto bello, citava il libro di Forza e colleghi, e non so raccontarvelo a voi, ma insomma l'idea appunto che nell'ambito del proprio dominio di expertise il convincimento giudiziale sia sostanzialmente robusto da un punto di vista della razionalità su cui si fonda. Quindi fattori linguistici, emozionali, associativi, inferenziali non dovrebbero, in base a questo modello olimpico di razionalità, influenzare il processo valutativo decisionale in ambito giuridico. In realtà vi mostrerò che in alcune circostanze questo avviene. E se avviene, e allora, come discuterò nelle conclusioni, c'è un corollario da tenere in considerazione, e cioè che cosa si può fare per contrastare questa cosa qua. Altro tipo di formazione, una formazione ad hoc, un'esposizione ad altri contenuti disciplinari, autoregolazione emozionale, di questo vedremo nelle conclusioni. Quindi adesso il mio compito è, ho selezionato alcuni studi per dimostrare che in alcune circostanze questi fattori, questi meccanismi psicologici intervengono e si insinuano, diciamo così, come per riprendere la prefazione di Ennio Modio, nelle pieghe della toga del giudice. Fattore numero 1, fattore linguistico. Valutazione di una minaccia. Quanto è pericoloso un candidato? Dobbiamo rimetterlo in libertà, dobbiamo concedergli i benefici alternativi alla detenzione. Tra i vari fattori anche la percezione di rischio, che questo imputato, condannato, questa persona, diciamo così, commetta un atto di violenza successivamente è un elemento importante, rilevante.
Di sicuro lo è stato per quanto riguarda il caso Angelo Izzo. Qui è Irene Bonvenga che ha analizzato questo caso e ha sottolineato appunto come in gran parte, diciamo così, la relazione fatta da un esperto, che tra l'altro era uno psicologo, abbia influito sulla concessione dei benefici alternativi alla detenzione sostanzialmente. E infatti la conclusione è: nessun timore dunque, un uomo nuovo, neanche 3 anni dopo Izzo sarà impegnato nell'assassinio di altre 2 donne. Perché dico questo? Dico questo perché la percezione di rischio è estremamente delicata e può essere influenzata da diversi fattori che non dovrebbero intervenire, ma di fatto intervengono. Ad esempio un fattore di tipo linguistico. Questo è uno studio fatto con esperti, psichiatri, psicologi forensi, un po' tipo quello che ha redatto la relazione, per intenderci, che ho citato poc'anzi, ai quali veniva presentato un caso ipotetico ma costruito su un caso vero. Il signor Jones, diciamo, il nostro Giovanni di turno. Più di 400, uno studio importante, diciamo così, 3 esperimenti in quell'articolo e qui illustro il terzo esperimento. In questo terzo esperimento appunto si presenta a questi, diciamo, esperti il caso del signor Jones e sostanzialmente è analogo a quello di Izzo, cioè si deve valutare sostanzialmente se tenerlo lì dov'è oppure dargli la possibilità di uscire da questa struttura di protezione. E oltre a tante altre informazioni vengono date informazioni di tipo quantitativo, cioè l'esperto che ha redatto questa relazione tecnica stima che il signor Jones, che pazienti simili al signor Jones hanno il 20% di probabilità di commettere un atto di violenza durante i primi mesi successivi al rilascio. Quindi a un certo punto chi deve valutare, chi deve decidere ha un set di informazioni, incluso questa informazione quantitativa, e poi decide al meglio. La domanda è: se noi invece di comunicare 20% di probabilità avessimo comunicato la stessa identica probabilità in un formato diverso, le cose sarebbero cambiate? L'esperto, il giudice, piuttosto che l'avvocato di turno ne sarebbe stato diversamente influenzato? E la risposta è sì. Perché se noi diciamo invece di un 20% di probabilità, diciamo che su 100 pazienti simili a Jones, 20, e 20 su 100 è l'equivalente del 20%, è equivalente allo 0,20, cioè sono 3 modi diversi di dire la stessa cosa, o 1 su 5, è esattamente 4 modi diversi di comunicare la stessa cosa, in realtà da un punto di vista psicologico non sono equivalenti. E c'è una diversità. Secondo voi, in quale tra i 2 formati, diciamo così, il giudice è più prudente, più conservatore e tende a dire no, lasciamolo lì dov'è perché ho l'impressione che sia pericoloso? Quanti sul secondo alzare la mano? Quanti sul primo alzare la mano? Pochi. La maggioranza sul secondo siete degli ottimi psicologi. mi dispiace, sono degli ottimi psicologi. E in effetti è così. Se andiamo a vedere i risultati, su quasi 500 persone intervistate, questo è uno tra i 3 esperimenti, la decisione di dire no, tu stai lì dove sei, quindi do not discharge, è 41% nel secondo caso e il 21% nel primo caso. È ovvio che se sei un avvocato difensore e sei pagato per far uscire questo signore da questa struttura protetta, ti conviene presentare l'evidenza col primo formato e non col secondo. E questo è il dato, ma perché succede questa cosa qua? Se andiamo a vedere, questa è una tecnica già da fine dell'Ottocento, si chiama pensiero a voce alta, se chiediamo a questi esperti di pensare a voce alta, e li registriamo, allora ci accorgiamo che pensano in maniera diversa.
a seconda che nel primo caso rispetto al secondo. Per esempio, nel primo caso in cui viene data l'informazione probabilistica, cioè questo signore ha il 10% di probabilità, questo signore ha il 20% di probabilità, ragionano, come dire, confinati su quel singolo individuo oppure su quell'informazione. Dicono, 10% cos'è? È 1 su 10. E 20% cos'è? È 1 su 5. Oppure 10% cos'è? È un valore molto basso, perché è sotto il 50%. E quindi possiamo dimetterlo. Nel secondo caso, l'ho sottolineato in grassetto, il pensiero è diverso. Il fatto di dire 10 su 100 o 1 su 10 hai un punto di riferimento che sono quello rispetto ad altri. E il pensiero naturale, si chiama euristica della simulazione, è quello di immaginare un futuro in cui potrebbe essere quel signore lì, Jones, tra quei 10, ad uccidere non so chi una volta dimesso dalla struttura protetta. Quindi i processi di pensiero sono completamente diversi e soprattutto le decisioni finali sono completamente diverse. C'è una differenza di 20 punti percentuali nella decisione finale se lasciarlo in quella struttura protetta oppure no. E questo evidentemente è un qualcosa che stride col modello olimpico di giudice o di esperto giuridico neutro, imparziale, in cui fattori, diciamo così, come questi non dovrebbero intervenire, perché la decisione non dovrebbe essere funzione semplicemente di un rivestimento linguistico, di un confezionamento linguistico, ma dovrebbe essere funzione di un'evidenza solida su cui si innesta un ragionamento solido. In realtà questa evidenza dimostra che sottili distinzioni linguistiche di comunicazione sono in grado di alterare il processo di pensiero e condurre successivamente a una decisione finale. Una diversa, profonda diversa decisione finale, che sono 20 punti di differenza tra un formato e l'altro. Vediamo un secondo esempio. Questo è uno studio successivo, questa volta, come vedete, nella barretta grigia è sempre il formato probabilistico, 10% probabilità che il signor Jones commetta un atto di violenza, o 10 casi su 100 come il signor Jones commetteranno un atto di violenza. E queste persone sono persone, si chiama Eigennumer, cioè gestiscono molto bene i numeri e non c'è alcuna differenza, vedete, la percezione di rischio è la stessa, circa 4, non c'è differenza. Per queste persone l'effetto non funziona. E quindi qui introduco le differenze individuali. Non siamo fatti tutti allo stesso modo. Ad esempio, le persone che elaborano molto bene l'informazione numerica sono unaffected, cioè non sono influenzati da questo fattore linguistico. Ma queste che invece hanno difficoltà a gestire i numeri lo sono e lo sono fortemente. Vedete, la percezione di rischio è molto più alta col formato frequentistico rispetto all'altro. E questo spiegherebbe come mai sono più conservatori, semplicemente perché hanno una maggiore percezione di rischio, hanno paura che questo signore, una volta dimesso, commetta un atto di violenza. Ma in realtà questa paura è manipolata dal formato linguistico. Quindi se abbiamo un giudice che non è molto bravo, diciamo così, a gestire i numeri, si colloca in questo gruppo qua, cioè che è esposto a un effetto di questo tipo linguistico. Prendiamo ancora un esempio relativo al ruolo delle formulazioni linguistiche nella valutazione, in questo caso, di un'evidenza. Immaginiamo questo scenario. Un uomo armato con il volto coperto entra in un negozio informatica e minaccia il proprietario di rapina. Il proprietario del negozio tenta di resistere e ferisce il rapinatore a un braccio con un paio di forbici. Il rapinatore ferito fugge dal negozio. Durante il sopralluogo la polizia trova tracce di sangue sul pavimento e l'analisi del DNA rileva una corrispondenza tra la traccia di sangue trovata e un campione di saliva preso da uno dei tanti sospettati. Quindi c'è un matching tra il profilo DNA di questo sospettato e quello recuperato sul luogo, diciamo così, del crimine. Il sospettato quindi viene accusato di tentata rapina e condotto a processo. Naturalmente si potrebbe dire che questa coincidenza
tra il filamento DNA di questa persona, chiamiamola Giuseppe, e quella trovata sul luogo, diciamo, del crimine, è casuale. C'è sempre una probabilità che questa coincidenza sia casuale e si può misurare. Adesso non entro nel merito. E naturalmente questa informazione si chiama random match probability, la probabilità di una coincidenza casuale, è sempre fatta rispetto a una popolazione, perché se il crimine viene commesso in un villaggio in cui ci sono 5 persone è un conto. Se lo stesso crimine viene commesso in un villaggio in cui ci sono 5 milioni di persone o 50 milioni di persone è un altro conto, ovviamente. Ma non è questo il punto. Il punto è, una volta data questa informazione, e la si può comunicare un po' come nell'esempio precedente in diversi modi, ma è la stessa identica informazione statistica, è in grado di influenzare la successiva valutazione e il verdetto? Secondo questi studi e anche altri, sì. Questo è un modo di presentare questa informazione statistica, cioè la possibilità che il sospettato abbia questo tipo di DNA senza essere nella fonte, quindi per caso, è pari allo 0,001%. C'è un altro modo di presentare la stessa evidenza statistica che è rilevante da un punto di vista legale, che stiamo parlando della valutazione della prova. Sì, ad esempio si potrebbe dire lo 0,001% delle persone che non sono la fonte del sangue trovato avrebbe comunque un tipo di DNA corrispondente a questo tipo. È la stessa cosa formulata in maniera diversa. In questo secondo caso facciamo un riferimento a una popolazione. Si dice questo rispetto all'altro, un po' come il signor Jones. 10 rispetto a 100 come il signor Jones fanno. Questo tipo di confronto, oppure altri esempi potrebbero essere questi in termini frequentistici, la possibilità che il sospettato abbia questo tipo di DNA senza essere nella fonte è pari 1 su 100.000, che è equivalente allo 0,001%, oppure ancora una volta una persona su 100.000. Ma al di là di tutto questo, noi potremmo sostanzialmente dire che se è vero questo modello olimpico del processo che conduce alla formulazione di un convincimento giudiziale, non dovrebbe essere influenzato da queste variabili linguistiche, perché l'evidenza è la stessa, oggettivamente stiamo parlando della stessa cosa. In realtà così non è. Se noi andiamo a vedere quella che è la percezione della forza di quell'evidenza, quella che è la probabilità soggettiva, sono domande che si fanno a questi esperti, in questo caso non sono esperti ma poi le vediamo, sono adulti con istruzione universitaria, popolazione di riferimento grande, quindi potrebbero fare parte, diciamo, di un collegio, non sono né giudici né avvocati, per la precisazione, ma vedremo altri esempi con giudici e avvocati, ma questo è molto bello perché ti fa vedere come, da un punto di vista psicologico, ad esempio la probabilità soggettiva, il convincimento soggettivo che quel sangue appartenga, diciamo così, a quello trovato sul luogo di diritto, in un caso è 0,63 con questa affermazione, con quest'altra affermazione è 0,37. Se andiamo a vedere la probabilità soggettiva che questo signore sia colpevole, nel primo caso è 0,62, sopra il 50%, nel secondo caso 0,38. Quindi c'è un radicale cambiamento nella cognizione che in un caso fa sì che questo individuo sia percepito come colpevole e che sia, diciamo così, il suo sangue sia non coincidente per caso, ma sia effettivamente quello rilevato sul luogo del crimine. Questo è un altro esempio di come formulazioni linguistiche impattino sulla percezione, da una parte, del rischio, in questo caso della valutazione di un'evidenza scientifica. Come vedete, anche in questo caso, si passa da un punto 55 a un punto 31. Tutto questo per dire, al di là del dettaglio, è che una variabile, una semplice variabile di tipo linguistico è in grado di alterare la percezione di colpevolezza di un individuo. Quindi anche in questo caso un avvocato difensore evidentemente avrebbe tutto l'interesse a presentare l'evidenza, a comunicare l'evidenza in questi termini e non in quest'altri, perché la percezione che si ha di colpevolezza o di origine della fonte del
del sangue trovato cambia radicalmente ed è più bassa. Possiamo avere sentenze con evidenze psicologiche relative ai processi evolutivi decisionali e il ruolo di variabili apparentemente rilevanti o che non dovrebbero essere tali rispetto a un modello olimpico della decisione giuridica? Sì. Questo è uno studio fatto un campione 39 professionisti legali, di cui 37 erano giudici, 2 pubblici ministeri, con quasi 14 anni di esperienza professionale. E ancora una volta veniva loro proposto un caso fittizio, ma costruiti sulla base di casi reali, riguardanti una donna che era stata, diciamo così, sorpresa nel rubare alcuni oggetti da un supermercato per la 12ª volta. E diciamo così, questo è un estratto, alla fine veniva chiesto loro di valutare questo caso e di formulare una sentenza. Prima però di registrare la loro sentenza, veniva loro detto: guarda, noi siamo psicologi, siamo un po' strani, adesso facciamo uno studio, immagina che il pubblico ministero, ma in maniera del tutto casuale, abbia richiesto una richiesta di condanna, sottolineando la casualità di questa richiesta, ma per motivi così psicologici. E quindi in un caso dice: guarda che il pubblico ministero casualmente ha chiesto 9 mesi, mentre in altre condizioni si diceva: guarda che casualmente il pubblico ministero ha chiesto 3 mesi. Naturalmente potremmo dire che tutto questo non dovrebbe sottire alcun effetto sulla formulazione della sentenza da parte di questi giudici. Qui stiamo parlando di esperti, con 14 anni di esperienza. In realtà, se andiamo a vedere le sentenze ipotetiche, ma diciamo su cui ci hanno messo la faccia, sono influenzati da queste sentenze casuali. Perché sono, nel primo caso, una sentenza in media di 6 mesi e nell'altro caso di 4, ci sono 2 mesi di differenza statisticamente significativa. Quindi questa differenza tra le 2 sentenze nei 2 gruppi altro non può essere che imputata a questa richiesta casuale da parte del pubblico ministero. E 2 mesi, insomma, poi si può valutare se sono tanti o pochi, comunque quello che rimane è che questo fattore, che dovrebbe essere irrilevante, di fatto incide nella formulazione di un verdetto. Questo sempre con esperti legali, da corti tedesche. Questo è ancora più, diciamo, eclatante, perché sempre con la solita storiella, siamo psicologi, siamo un po' strani, allora ti chiediamo di lanciare 2 dadi, vedi il numero che esce fuori a questi 2 dadi, dopodiché devi, sempre lo stesso scenario di questa signora che è stata pizzicata nel supermercato, devi formulare una sentenza. I 2 dadi erano truccati naturalmente. In un caso usciva l'1 e il 2, e quindi la somma fa 3, e nell'altro caso usciva il 3 e 6 e la somma fa 9. Tutto questo per chiarire che quei numeri, 3 e 9, erano il risultato di un processo casuale, cioè il lancio di 2 dadi. È evidente che questo non dovrebbe influire, non dovrebbe sottire alcun effetto sulla formulazione della sentenza. E in realtà c'è un effetto, come vedete, perché quando la somma, quando diciamo l'esito del lancio di 2 dadi è 9, in media i giudici hanno formulato un verdetto pari a 8 mesi, quindi 1 mese in meno rispetto a questo valore, che è del tutto casuale, mentre gli altri hanno riconosciuto in certo qual modo che 3 è un po' poco, lo hanno alzato, ma non l'hanno alzato tanto quanto. Quindi rimane la differenza di 3 mesi. Come dire, si parte, questo è un meccanismo che si chiama ancoraggio aggiustamento. Se tu parti da un'ancora alta, tendi a rimanere un po' come una calamita agganciato a questo numero, anche se chiaramente è un numero casuale. Quindi 9 è troppo, 9, abbassiamo. Ma non tanto, lo abbassano un poco. 3 è troppo poco, lo alziamo, ma di quanto?
tanto ma non tanto. Quindi si arriva a 8 mesi in un caso e si arriva a 5 mesi nell'altro caso. E questa è una differenza che è imputabile semplicemente a un lancio di 2 dati. Mi fermo qua, se poi c'è tempo tutte le slide sulle emozioni sono a disposizione. Ecco. Ringrazio moltissimo il professore che ci ha fatto capire come le variabili della decisione sono variabili anche che non ci aspetteremo mai, delle variabili nascoste sotto traccia, e ci ha spiegato come appunto la psicologia entra nella toga. E ci siamo mossi nella parte alta del nostro organismo, tra mente e cervello, scendiamo, non che non siano collegati, scendiamo alla parte invece del linguaggio, quindi alla bocca, alla lingua, al linguaggio, che sono stati, la parola e il linguaggio delle sentenze, sono da tempo un tormento, mi dice, più che una passione, per l'avvocato Benevieri. L'avvocato Benevieri, che spero di poter chiamare amico della Camera Penale Veneziana, che abbiamo il piacere spesso di invitare, che di recente è anche responsabile della neonata Commissione di Linguistica Giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Chi meglio di lui ci può illustrare come la parola non sia ininfluente, e la parola ovviamente non è ininfluente perché è lo strumento della giurisdizione, lo strumento della civiltà, è lo strumento con cui si è passati dalla confusione alla regola nel V secolo a.C. ad Atene. È il momento in cui si parla di processo come, non solo come momento, ma anche come luogo circoscritto che lascia fuori il popolo, che assiste ma che non dovrebbe intervenire, e all'interno del cerchio del processo si usa un linguaggio che deve sostituire la violenza, e quello che trasforma quella sorta di leitmotiv che c'era nelle mie lezioni di filosofia del diritto, trasforma il conflitto in controversia, era un refrain del professor Gentile. La trasformazione del conflitto in controversia ha come strumento essenziale la parola, ed esaminare le parole delle nostre sentenze, delle sentenze dei nostri giudici, è compito precipuo dell'avvocato, che è in qualche modo anche il controllore attraverso poi il meccanismo dell'impugnazione. Ma come queste sentenze si sono trasformate o si stanno trasformando, già l'avevo anticipato, lo possiamo vedere in alcuni ambiti che sono quelli del codice rosso, piuttosto che però anche quelli meno aspettati, non solo della criminalità organizzata, ma anche magari dei reati tributari, dove spesso ci sono contaminazioni, si torna ad un tipo d'autore anziché un diritto penale del fatto, e dove, dice il nostro avvocato Benevieri, si sostituisce lo stile sermone a quello dell'argumentum. E si trovano delle parole particolari, si trovano degli atteggiamenti, delle parole particolari nelle sentenze, negli atti giudiziari. Si parla del branco, che è una parola evocativa, che però appartiene al gergo giornalistico e non dovrebbe appartenere appunto a quello della sentenza. Si parla di una terminologia o di un approccio linguistico non solo nelle sentenze, ma anche nello svolgimento del processo, nella raccolta delle prove. Ricorderò sempre una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, dove la persona offesa nel reato 609 bis doveva essere risentita, e l'approccio che è stato fatto da parte del Presidente sicuramente ha utilizzato a mio avviso, delle dinamiche, dei meccanismi e una terminologia del tutto, che dovrebbe essere a mio avviso del tutto estranea al linguaggio giuridico. L'ho riportato, esordiva così: come sta, signorina? Male? Malissimo o male così? Male che se noi le facciamo domandine delicate lei ci risponde? Piano piano, un bicchiere d'acqua l'ha preso? Ce l'ha? Se la sente? Dai, piano piano, così se si toglie questo peso non la chiamiamo più, se no è tutto un continuo, dai. Pochissime domande.
E no, non si giri, deve sempre guardare noi, c'è questa cosa qui per cui non si risponde mai alla persona che fa la domanda. Ecco, questo è un approccio per ottenere una dichiarazione che sicuramente non utilizza un linguaggio tecnico e un linguaggio obiettivo che dovrebbe essere tipico di chi svolge la funzione giurisdizionale. Nulla toglie che la persona debba essere messa a suo agio, lo sappiamo, ci sono dei protocolli, ma certi termini che vengono utilizzati, la ripetizione degli stessi, sicuramente sono sintomi di un qualcosa che non va. Molti esempi fa anche l'avvocato Benevieri in un libro, non sto facendo promozione, ma Fatalità, ho avuto modo di leggere anche perché non ne hanno bisogno, Abiura, le parole della giurisdizione tra inquisizione e garanzie. Si trova condensato in alcune pagine tutto quello che serve, potrei dire. Lasciamo appunto all'avvocato Benevieri che ci spieghi come possiamo attivare i sintomi d'allarme, riconoscere, scusate, i sintomi d'allarme nelle sentenze, oppure nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come possiamo contrastarli incanalandoli in un più corretto utilizzo della nostra lingua. Grazie. Grazie alla Camera Penale Veneziana, grazie alla Commissione sulla Cultura per questo invito e a questo meraviglioso posto che ci accoglie. Allora, io ho tanti difetti. Il primo è che, avendo fatto il liceo classico a Firenze, tendo sempre a infliggere un po' dei miei studi. Nel senso che poi quando uno fa il liceo classico deve trovare un motivo poi nella vita per quello ha fatto, no? E quindi bene o male si ritrova a parlare, poi a tirare fuori le cose in latino, in greco, sai, queste cose, che solitamente fanno diradare le persone. Però in realtà, questo per dirvi che la nostra professione è fatta di specializzazioni, ma è fatta anche di aspecializzazioni. Ne stavamo parlando prima. Per il penalista, per la penalista, io faccio soltanto penale, il testo specialistico non è soltanto quello edito da Giappichelli, da Giuffre, dalla Tribuna, poi pubblico pure, ma il testo specialistico è qualsiasi. Cioè noi possiamo trovare dei master straordinari in delle pagine che non ci aspetteremo. La grande capacità dei grandi autori è quello di saper nominare le cose. I grandi autori, i grandi scrittori, secondo me, hanno questo di straordinario. Gli scrittori normali raccontano. I grandi autori sanno nominare le cose. Cioè sanno dare un battesimo a delle situazioni che tu hai vissuto, ma finché non le vedi lette e scritte in quel modo, non le hai conosciute. E saper nominare le cose è fondamentale nella vita, no? Voglio dire, poter sapersi difendere, saperle riconoscere, saperle gestire. Joyce era uno di questi. Ma tra quelli che noi abbiamo avuto in lingua italiana, Gadda, Dante ovviamente, e Sciascia. Sciascia in un libro straordinario a proposito di specializzazioni casuali, di incontri specializzanti, di master involontari che tu fai. E io parto da lì, parto da Sciascia oggi. In un libro straordinario che si chiama Il contesto, ed è del 1971, si racconta di un'indagine fatta da un poliziotto che si chiama Rogas, appunto in latino, che vuol dire chiedere, domandare, no? E proprio nelle primissime pagine questo ispettore ha un sospetto sull'autore, su chi sia l'autore di una serie di omicidi di magistrati. Questo sospetto si appunta su un soggetto che è, Sciascia dice, è seduto in una piazza al sole col berretto verso gli occhi e l'ispettore si avvicina ed è il primo contatto tra l'ispettore e il sospettato e gli fa una domanda. E quindi partiamo da questa domanda. Sciascia dice, questo me lo porto sempre dietro, è una fotocopia del libro.
Sciascia dice, doveva raccontare questo Sciascia. L'ispettore che si avvicina gli fa una domanda, una cosa semplicissima. E quello che scrisse fu questo. Se ne stava in piazza seduto al sole, ai piedi del monumento a quel generale Carco che un secolo avanti aveva tolta quella regione a un tiranno per darla a un altro. Si era calato sugli occhi il baschetto, punto, immobile, punto. Forse dormiva. Rogas gli si fermò davanti a fargli ombra. Cinema. Cioè, tu lo vedi, tu vedi l'ombra sul volto. Come per gioco gli sollevò il baschetto. Uno sguardo disgustato e interrogativo lo fissò. Come va? Domandò l'ispettore. E qui, partiamo da qui. Il tono voleva essere ed era cordiale, ma era pur sempre una domanda, il principio di un'inquisizione. Tac. Cioè, il linguaggio, abbiamo un linguaggio qui che è un linguaggio testuale, verbale. La domanda è una domanda semplicissima. È una domanda che tecnicamente, letta su un verbale, su una trascrizione, non sarebbe apparsa a nessuno nociva, non sarebbe apparsa a nessuno suggestiva, non sarebbe apparsa a nessuno intimidatoria, non sarebbe apparsa a nessuno inammissibile. Sciascia dice il tono della domanda addirittura, quindi non soltanto l'aspetto testuale, come va, ma il tono della domanda era e voleva essere cordiale. Quindi anche l'intonazione, anche quella parte di comunicazione che poi ora affronteremo, che è l'80% del comunicato, la prosodia, anche quella parte lì era assolutamente cordiale. Ma Sciascia dice era pur sempre una domanda, il principio di una inquisizione. Perché? Sciascia nel 1971 con questa paginetta, ecco perché dico, tac, è un master, cioè qua dentro ci sono 50 anni di studi di linguistica, c'è la simmetria, c'è il potere asimmetrico di chi formula una domanda e di chi deve dare una risposta, c'è il potere della domanda. È un'inquisizione ogni volta in cui si formula una domanda, perché l'esercizio di formulare una domanda è un atto di potere. È un atto di potere. Nella Genesi, tutta la prima parte, Dio crea tramite atti assertivi. Si crea la luce e fu la luce. Quando è che incontriamo la prima domanda? La prima domanda nella storia dell'uomo, Genesi 3:1, è quella del serpente. Prima di allora non c'è nessuna domanda e il serpente esercita un potere con quella domanda. Quindi una domanda suggestiva, peraltro potremmo fare un'analisi di linguistica forense sul tipo di domanda, è una domanda implicativa, una domanda formulata in modo negativo, è straordinaria, ma per dirvi che in realtà l'esercizio del linguaggio attraverso la formulazione delle domande è l'esercizio di un potere ed è un potere straordinariamente forte. Il giudice, di fronte a un processo a cui assiste tendenzialmente, se non cambia 50 volte nel corso del dibattimento, assiste a questi atti linguistici, spesso li produce. E quello che fa nella sentenza finale è quello di creare un ipertesto. Cioè il giudice nella sentenza finale dovrà raccogliere tutti questi atti linguistici a cui ha assistito, domande, risposte, interazioni tra le parti, atti scritti e analizzarli, interpretarli e dargli un valore. Guardate che il processo penale è un rituale linguistico. Si esercita, ma guarda, dice una banalità. No, non è una banalità. Il codice di procedura penale è un codice linguistico, perché stabilisce chi parla, quando parla, cosa dice, come lo dice e con quali forme. E non solo, è un codice anche di prossemica. Gestisce gli spazi, articolo 146 delle disposizioni d'attuazione. Nelle aule le persone sottoposte ad esame seggono in modo da essere visibili da tutte le parti. Il codice stabilisce perfettamente e precisamente che colui che deve rispondere deve essere anche visto, deve essere anche osservato, perché la dimensione del linguaggio non è soltanto quella testuale.
quando a un certo punto ci siamo illusi di poter fare un processo penale da remoto, in un momento molto brutto della storia recente, abbiamo perso questa consapevolezza del 146 che stabilisce che il giudice e le parti devono poter vedere e osservare la comunicazione della persona che in quel momento rende l'esame, perché l'80% della comunicazione è in questa mia mano che fa così adesso. È negli spazi e nei silenzi e nelle pause, l'80%, e il 20% è testo. Allora il giudice tutto questo deve assorbirlo, deve interpretarlo, ma non soltanto nella dimensione orale, ma anche nella dimensione scritta. Il giudice recepisce relazioni, consulenze, informative, perizie, annotazioni e non solo, attraversa più linguaggi. Perché il giudice non ascolta e non percepisce soltanto un linguaggio. Guardate che l'aula dell'udienza penale è quanto di più simile ci sia ad un pronto soccorso. Cioè nell'aula di udienza penale si attraversano tutti i linguaggi della società italiana. In una stessa udienza noi possiamo sentire il linguaggio tecnico, specialistico del consulente o il linguaggio gergale, giovanile o dialettale dopo mezz'ora. E questa pluralità di linguaggi nell'aula di udienza dobbiamo saperla cogliere. Prima di tutto l'avvocatura deve saperla cogliere e interpretare. Il problema qual è? Il problema è che spesso il giudice deve essere interprete del linguaggio e Caproni diceva, un poeta diceva, Dio ha creato il mondo, l'uomo lo ha nominato, ma sono due mondi diversi, no? Nel senso che poi il linguaggio spesso, come abbiamo sentito prima, rappresenta un altro mondo, non è necessariamente, o lo si può rappresentare in 1000 modi lo stesso mondo. Il giudice nella sentenza quale linguaggio usa? E come il linguaggio del giudice può farci capire che tipo di approccio ha avuto al giudice verso il caso, verso la vicenda. Noi sappiamo che il giudice nella sentenza può usare veramente, tendenzialmente, il linguaggio che usa dovrebbe essere un linguaggio tecnico specialistico, cioè il linguaggio del diritto, che è il linguaggio che anche noi utilizziamo spesso, è il linguaggio che abbiamo imparato all'università, ed è un linguaggio molto esatto, no? Scriminante è scriminante, non ci sono altri modi per poter dire scriminante, no? Aberratio ictus è aberratio ictus, ex tux, ex nunc, sono quelle le espressioni. Poi ci sono tutta una serie di parole che il giudice può utilizzare che sono dei cosiddetti ridefinizioni, cioè sono parole che hanno un significato anche secondo il linguaggio comune, ma ne hanno un altro nell'ambito del diritto. È il nostro grande problema quando parliamo con certi clienti, no? Società, fallimento, confusione, no? Sono termini che hanno un significato nel vocabolario normale e un significato specialistico nell'ambito del diritto. Sono due lessici diversi, ma che coesistono. E poi ci sono i tecnicismi, quelli inutili, quelli che conosciamo tutti e che rendono il linguaggio scuro spesso e che rendono il linguaggio incomprensibile per chi si avvicina alla sentenza. Io non so voi, ma io una delle primissime espressioni che ho imparato quando ho iniziato a fare pratica è stato tuziorismo difensivo. Poi ho imparato che si aggiunge anche mero, se no. Su tuziorismo, voi sapete, è un termine filosofico, viene da un filosofo del Seicento che si chiama Pomponazzi, che diceva che il modo migliore e più sicuro, tuzior, per raggiungere la verità, è la parola di Dio. E invece di dire per tuziorismo difensivo, potremmo dire per scrupolo. Ma c'è tutto uno stile che spesso allontana la produzione della sentenza, la lettura della sentenza dal cittadino. Al di là dei termini specialistici, cioè usucapione è usucapione, enfiteusi è enfiteusi, non si può dire diversamente. Però attinto, utenza telefonica, orbene zian Dio, corre l'obbligo, preme a questa difesa che è qualcosa di
quasi organico, cioè vogliamo comunicare. Questa è psicologia, questa è psicolinguistica. Ci vorrebbe il dottore, il professore che ci illumina, so come mai ogni tanto preme a questa difesa. Io una volta discussi, quanto sembra che uno se la tiri quando dice discussi. Vabbè, diciamo che ho fatto una discussione in un processo, poi a un certo punto il processo è andato bene e siccome la discussione era fonoregistrata, te che fai? Te la vai a leggere, perché quando discuti sei in uno stato... I magistrati non lo sanno, forse anzi lo sanno e ci vedono spesso, no? Che stiamo in una dimensione... E disse a un certo punto, ma andiamo in medias res, citando Ovidio, l'arte amatoria. E il trascrittore trascrisse, andai a leggere, trascrisse, signor giudice, andiamo in media stress. E guardate, questa è linguistica forense. Cioè il trascrittore cosa ha fatto? E il giudice cosa ha rilevato rileggendo la trascrizione e sorridendo? Il trascrittore ha percepito qualcosa, non lo ha riconosciuto, perché medias res non è nel proprio vocabolario, e lo ha riassociato a qualcosa che conosce. Media, mass media, stress. Media stress. Andiamo in media stress. Io ero obiettivamente quel giorno molto stressato, e quello per me era stato lo psicotrascrittore, cioè quello che non aveva sbagliato, era stato talmente bravo che aveva ribaltato e detto questo. Mero, all'uopo, a 1000 uopi, insomma, cioè, di tecnicismi ce ne sono tantissimi. Però c'è un problema di linguaggio. Il giudice è immerso nella società vera. E chiediamo che si spogli di questa immersione quando scrive le sentenze. O quantomeno che cerchi di essere il più possibile obiettivo nel linguaggio, imparziale nel linguaggio, pulito, asettico, affidabile, medicale, dottorale, in sapore. Ci fanno paura le dimensioni emotive nel linguaggio delle sentenze. Ma recentemente abbiamo avuto un'esperienza di lessici diversi sul tema della crudeltà, no? Dell'aggravante. Qui abbiamo, da un punto di vista linguistico, uno scontro tra due vocabolari, no? La dimensione percepita dal popolo del termine crudeltà, che ha una definizione sociale ben precisa. Se voi prendete il Tullio De Mauro, crudeltà ha una definizione che è quella percepita dalla società, e c'è la definizione giurisprudenziale di aggravante della crudeltà, che è un'altra cosa. Questo scontro tra lessici, no, può determinare poi quelle polemiche a volte pretestuose, no? Perché in realtà quello che si chiede è che addirittura la definizione giuridica segua la percezione sociale. Se io vi leggo, a proposito di lessico, una serie di espressioni, ed è questo il rischio, cioè a volte noi troviamo, non sempre, ma quando ci accade, ci spaventa, delle espressioni in alcune sentenze che ci paiono, non dico asettiche, che è impossibile che una sentenza sia asettica, per quanto noi vorremmo che lo fosse, è sempre espressione di un autore, di un'autrice. Quindi quello che vogliamo è una garanzia del linguaggio nella struttura della motivazione. Ma quando noi in certe sentenze troviamo certe espressioni, e non solo in certe sentenze, anche in certi atti difensivi, perché io torno a dire spesso quello che a noi sfugge è che un certo linguaggio è frutto di una circolarità linguistica che è in aula e che è nel nostro ambiente, a cui noi ci vogliamo sottrarre, ma che spesso occupa anche molti colleghi e molte colleghe. In quanti atti difensivi noi abbiamo trovato espressioni che noi non ci saremmo mai sognati di scrivere, perché erano espressioni eccessivamente emotive, perché erano espressioni in neretto, in grassetto, grosse, alte, urlate, con punti esclamativi. Quante volte ci ha fatto ribrezzo leggere tutto ciò? No? Perché l'aula di udienza è qualcosa di circolare, cioè noi produciamo un qualcosa e poi ci viene restituito. Ma nelle sentenze, quando troviamo qualcosa che ci ferisce,
ci fa paura. E ci fa paura perché io vi leggo ora 8 espressioni che ho trovato in sentenze documentate, e in una di queste ce n'è una che proviene invece da un quotidiano. Presenta una personalità primitiva e instabile, particolare violenza commessa dal branco, aggressione tribale, orda di 8 giovani, ottica perversa dell'imputato, l'orda che ha travolto, la giovane aveva occasionali incontri sessuali, era vestita in modo provocatorio. Come vedete, sono espressioni linguistiche che riguardano sia l'imputato che la vittima, persona offesa, e che in entrambi i casi hanno questo dato. Si riferiscono a metafore, si riferiscono a immagini e hanno una forte valenza simbolica. Cioè incidono profondamente sull'immagine che tu hai quando leggi questi provvedimenti. Quello che accade in questi casi è quello che ho cercato di spiegare in questo libro, che poi non è un libro, è una ricerca storica in realtà, nel senso che ho girato per molte biblioteche d'Italia alla ricerca di dati e documenti che riguardavano i processi inquisitoriali del 1100, facendo una scoperta, cioè che le tecniche di narrazione delle sentenze del 1100 utilizzavano proprio questo tipo di argomentazione. Utilizzavano un'argomentazione basata su immagini, basata su una comunicazione che fosse molto forte nei confronti del popolo e che non avesse invece una capacità dimostrativa logica stringente. È questo di quello di cui ci dobbiamo occupare ed è quello di cui ci interroghiamo come Commissione sulla linguistica forense che abbiamo istituito a Roma e ora è nata anche in seno all'UCP, cioè cercare di studiare il linguaggio nel processo come strumento di garanzia e non come strumento di potere. Perché quello che noi osserviamo a volte, obiettivamente, un'aggressione tribale, ve lo dico, è in una sentenza. Se noi mettiamo aggressione tribale su internet, escono fuori comunicati, post che appartengono ai social. Questo tipo di comunicazione è espressione di un linguaggio che garantisce? È espressione di un linguaggio rispetto al quale noi possiamo sentirci tranquillamente garantiti? O è invece espressione di un linguaggio che rischia di essere stereotipico? E guardate che l'introduzione di stereotipi nell'ambito delle sentenze, delle motivazioni delle sentenze, è qualcosa di estremamente pericoloso. Lo stereotipo che cos'è? Lo stereotipo non è altro che un modello di riferimento, no? È un modello fisso, stereos typos, quindi vuol dire impronta ferma, impronta ferma. L'introduzione di immagini stereotipiche per cui il gruppo di imputati diventa un'orda tribale determina una serie di inferenze, perché se è orda tribale automaticamente significa una serie di cose. Significa quasi, non dico una presunzione di colpevolezza, ma significa una forte limitazione dell'argomentazione e del controllo sull'argomentazione. E purtroppo questi sono esempi che abbiamo non soltanto nelle sentenze, torno a dire, lo abbiamo spesso in aula. Io ricordo di un controesame in dibattimento in cui fu chiesto all'imputato se aveva invitato la persona offesa in casa, se la casa in cui l'aveva invitata era una casa abbandonata, se era una casa buia, se era una casa isolata. Era la casa del nonno. Però il frame, cioè la cornice all'interno della quale si è voluto rappresentare quel tipo di invito, attraverso le domande formulate all'imputato, era che la casa era abbandonata, era buia ed era isolata. Perché da lì, come direbbe Goffman, partono una serie di inferenze automatiche.
noi scegliamo, ogni domanda è una proposta interpretativa. Non possiamo non fare domande che non siano proposte interpretative, non possiamo non farlo. Quello che possiamo fare è accorgercene quando ciò accade e se abbiamo qualcosa da dire sapere intervenire immediatamente. Questa è la grave e la grandissima difficoltà. Guardate che i processi sul codice rosso, ora, perché tanto in fondo c'è questo, no? Cioè lo percepiamo, la cornice finale nella quale ci muoviamo è questa. I processi di codice rosso adesso hanno fatto emergere un cortocircuito. Il primo cortocircuito è che noi come avvocatura, forse anche la magistratura, ma parlo soprattutto per l'avvocatura, sappiamo usare il linguaggio. No? In fondo quando un bambino parla molto si dice farà l'avvocato, no? Non è sufficiente. Non è sufficiente. A volte i processi da codice rosso ci hanno fatto capire che probabilmente dovremmo essere più capaci di comprendere le tecniche di formulazione delle domande, di conoscerle, sono discipline, sono disciplinate. Poi ognuno di noi le ha imparate in base alla fortuna che ha avuto di stare all'interno di certi studi e di sentire certi maestri, se ne abbiamo avuto la fortuna. Altrimenti andiamo un po' a senso. Eppure in altri paesi europei lezioni sulla linguistica forense ci sono 80 tipi di domande diverse di natura suggestiva, 80, non una. Dal 1984 Woodbury su Questioning in Criminal Court, che è un paper dell'84 meraviglioso, individua circa 80 tipi di domande suggestive. Le conosciamo forse 2 o 3 noi. Quindi il primo tipo di presunzione che ha messo in luce i processi da codice rosso è che forse dobbiamo aggiornarci sulle nostre tecniche specifiche, domande implicative, domande negative, domande che iniziano in ma, domande che iniziano in e. Cambia tutto. Ai minori non si fanno domande che iniziano in ma, ad esempio. L'altra grande presunzione è che conoscessimo già la materia. Invece la materia dobbiamo studiarla, perché l'ambito del codice rosso è una materia molto, molto tecnica, come qualsiasi altra materia. No? Quindi quando ci arriva un processo per fallimento, quando ci arriva un processo tributario, andiamo a studiare. Altrettanto dobbiamo fare anche nell'ambito di queste vicende. Essere pronti. Allora, ora io rischio, 35, chiudo, sì. Quello che vorrei, come vedete, sto cercando di dare più sollecitazioni, più vie, più strumenti, più aperture per poter poi approfondire. Non diamo per scontato nulla, non diamo per scontato il linguaggio che parliamo, non diamo per scontato il linguaggio che leggiamo, non diamo per scontato quello che sappiamo fare, rimettiamoci costantemente in discussione. Guardate, vi assicuro, ci sono alcuni libri che sono fondamentali, lasciate perdere questi, cioè i miei, che veramente, che, torno a dire, la parte più importante di quei libri è la bibliografia, che sono gli atti di ringraziamento che dovrebbero stare all'inizio del libro, secondo me, la bibliografia, perché sono gli atti di gratitudine che l'autore fa verso coloro che sono stati ispiratori. Ho letto molto prima di cercare di capire certe cose. Patrizia Bellucci, A onor del vero. Perelman, 1958, Trattato dell'argomentazione, che ha dei capitoli straordinari sul linguaggio degli stereotipi. E Perelman nel 58, tradotto nel 71 con prefazione di Bobbio, bellissimo, dice che gli stereotipi nella sentenza impediscono la prova contraria. Sono bombe. È vero. Iacoviello fa la differenza, la distinzione, no? Tra congetture e massime di comune esperienza. Queste ultime sono sempre contraddicibili, le congetture, cioè gli stereotipi, no. E quindi rendono nulla l'argomentazione e quindi è nulla la motivazione. Da Perelman, Iacoviello, 606,1 lettera E. Il ricorso per Cassazione lo fai. Quindi Bellucci, Perelman e poi Sciascia.
Io ho detto una serie di cose, avevo una serie di idee chiare, ma erano nel caos, cioè avevo un caos di idee chiare da dirvi, perché tendo a non costruire mai troppo, perché altrimenti rischio di imbrigliare e di spengermi. Ma quello che vorrei dirvi è proprio questo, cioè attenzione, la specializzazione noi ce l'abbiamo anche in questi testi. Io ho letto un ultimo libro meraviglioso, e poi mi taccio, e probabilmente non mi inviterete più, che è di Cormac McCarthy, che è quello che ha scritto Non è un paese per vecchi. L'ultimo libro si intitola Stella Maris, poi lui è morto. Stella Maris è un dialogo tra uno psicoterapeuta e una paziente, ma è un dialogo dove non c'è scritto lui disse, lei rispose, proprio non c'è neanche la limietta del turno, non c'è neanche la virgoletta, c'è soltanto che cambia linea. Inizia il dottore, buongiorno, sono il dottor Cooper, e poi c'è la risposta di lei, buongiorno dottor Cooper, sono Alicia. Capisci che il primo è Cooper, il secondo è Alicia, dopodiché vai avanti e nel corso del libro a un certo punto non capisci più se chi risponde o chi fa la domanda è Alicia o Cooper. Ma c'è una parte in cui McCarthy fa dire una cosa e Alicia dice no per rispondere alla sua prossima domanda. E questa è l'anticipazione della risposta, che è stata teorizzata da Bellucci nel controesame. Guardate che è qualcosa di molto vivo. Quello che io mi chiedo è di immergerci, di occuparcene come disciplina e saremo molto più capaci di fare ricorsi per Cassazione, individuare le aporie, individuare gli stereotipi se ci sono, individuare le inferenze sbagliate, individuare le illogicità nell'argomentazione e saremo anche capaci, molto più capaci noi, di correggerci, di sorvegliarci, di produrre atti difensivi, non tanto chiari e sintetici come vorrebbe il decreto. A me piace più ricordare Calvino, che parlava di esattezza e densità del linguaggio, più che chiarezza e sinteticità. Esattezza e densità. Grazie. Che dire, beato il caos, ma a me pare che non sia proprio un caos, mi pare l'Ateneo Veneto mi ha cortesemente chiesto di suggerire un'immagine per l'appuntamento di questo pomeriggio e così nella mia poca fantasia ho proposto l'Auriga il carro e mi pare che proprio si presti all'intervento che ha appena fatto l'avvocato Benevieri, le due anime del cavallo nero e il cavallo bianco e l'Auriga che non si muove autonomamente ma che dirige. A me pareva un caos, c'è del metodo, diciamo, se voglio citare, ecco, c'è del metodo. Ringrazio perché gli spunti sono davvero tantissimi, sono moltissimi, quello che vale per noi difensori ma anche per il pubblico ministero, ringrazio il dottor Buccini di essere qui presente, della domanda come formulazione di una come inquisizione, come atto di potere, della domanda come proposta interpretativa. Certe volte sottovalutiamo questa nostra attività, invece ha questa potente forza. E poi anche l'idea e l'immagine dell'aula come un pronto soccorso, come il mercato, come non so... Scusate, aula viene da aulè, che vuol dire ascoltare. Noi abbiamo 3 aule nella Costituzione italiana: l'aula parlamentare, l'aula dell'università e l'aula dei tribunali. È il luogo dell'ascolto. È il luogo dell'ascolto, che è fondamentale. E soltanto i paesi democratici hanno i luoghi dell'ascolto e li hanno costituzionalizzati. Scusami, veramente basta, mi domino. Grazie anche di questa precisazione nell'etimologia e l'aula appunto dell'udienza in cui si sentono tutti i linguaggi, certe volte noi lo sottovalutiamo, il giudice che entra in aula la mattina alle 9 e esce magari alle 17
ringrazio la dottoressa Vitolo a questo proposito, più ancora che in un solo processo, in 100.000 processi, è bersagliato da registri linguistici diversi nei quali appunto bisogna sapersi destreggiare. E approfitto allora di tutte queste suggestioni anche per chiedere alla nostra prossima relatrice, per chiedere un aiuto. La nostra prossima relatrice, che spero sia in ascolto, buonasera. I ringraziamenti per la dottoressa Obretta Di Giovine sono doppi. Sia per la cortese adesione che ha voluto accordarci, sia per la estrema disponibilità con cui l'ha fatto, perché voglio attribuirle un intervento taumaturgico, perché nella mia modestia ho cercato di costruire questo incontro pomeridiano con un certo scheletro, rimanendo sempre in ambito anatomico, da cervello a lingua, eccetera, e mi sarebbe venuto a mancare una parte che avevo inizialmente pensato di affrontare con il Presidente Fidelbo, che si scusa e non è riuscito a venire per un impegno in Cassazione, ma non mi sento di rimproverarlo, ma anzi di ringraziarlo, perché ha suggerito come sua, potrei dire alter ego, comunque per oggi come relatrice, la dottoressa Di Giovine, che non solo è magistrato della sesta sezione della Corte di Cassazione e che abbiamo letto anche nelle varie fonti del sistema penale, diritto penale contemporaneo, ma è soprattutto professoressa di diritto penale, se non erro all'Università di Foggia, e autrice di innumerevoli pubblicazioni che non posso qui enumerare tutte, ma in particolare si è occupata dei rapporti tra il diritto penale e i nuovi saperi scientifici. E quindi diciamo che questa sostituzione mi ha rasserenata e rincuorata, e infatti non vedo l'ora di ascoltarla. Ha avuto anche la gentilezza di accogliere il titolo che aveva scelto il Presidente Fidelbo, sul quale poi farà delle precisazioni. Come spunto io posso solo dire che mi interessava capire appunto da un magistrato di Corte di Cassazione quale era l'approccio del giurista nel rapporto tra giudizi di fatto e giudizi di valore che è tenuto a svolgere, e se questi sono sufficienti o se oltre ai giudizi di valore ci sono altri tipi di giudizi, quelli ermeneutici, e se è possibile parlare oggi della giurisprudenza come di una scienza. Già hanno introdotto in parte i precedenti relatori i temi degli stereotipi, delle congetture, delle massime d'esperienza, delle frasi che vengono riportate con giudizi personologici o sul tipo d'autore. Ecco, volevo chiedere appunto a chi ha potuto così approfondire anche a livello accademico e con l'esperienza di legittimità, se effettivamente si può pensare di costruire una giurisprudenza come scienza, e quali sono che tipi di giudizi cerca di compiere il giudice, magari in Cassazione, ma in generale nel momento valutativo e decisorio. Ringrazio ancora davvero di cuore questa grande disponibilità, e ci accingiamo quindi tutti ad ascoltarla, anche se da distante. Grazie, dottoressa. Grazie a lei, anzi aspetti a ringraziarmi perché ancora non si sa che cosa dirò, non lo so neanche io con esattezza, anzi ho insistito per tenere il titolo del Presidente Fidelbo perché contiene delle parole chiave che mi aiuteranno in qualche modo a svolgere un discorso, lo dico improvvisato perché l'invito risale a 2 giorni fa e ieri abbiamo avuto udienza tutto il giorno, ma sono temi che io affronterò per parte, come è stato preannunciato, diciamo, nella mia precedente veste, nella veste di professore universitario, dovrei dire nella mia precedente vita in realtà,
e per parte con lo sguardo del giudice, però del giudice di legittimità, che è uno sguardo decisamente molto, molto parziale. Non so se riuscirò a dare una risposta congrua a tutte le domande che mi ha fatto, ci proverò eventualmente in un secondo giro, specificheremo meglio. Comincio dalla prima, ecco, io ho un certo disagio a parlare scienza giuridica, cioè appellare il diritto come scienza. Ho sempre riservato la parola scienza essenzialmente ad altri domini più controllabili del sapere, con uno statuto epistemologico più forte, perché e questo è il presupposto dal quale vorrei partire. Sappiamo tutti che il lascito delle concezioni di tipo costruttivista dello scorso secolo è stato quello di insegnarci che non esiste una netta distinzione tra fatto e valore, tra descrizione e valutazione. Anzi, diciamo, forse si era così trascesi in vari ambiti del sapere filosofico di carattere generale in posizioni relativiste che verso la fine dello scorso secolo, e mi sono piaciuti molto i richiami che lei, avvocato di sopra, ha fatto anche alle neuroscienze, c'è stata una reazione, se vogliamo, piccata per un ritorno all'oggettivismo, a forme di realismo e anche in un certo senso alla biologia e anche alla biologia del conoscere. Queste conclusioni poi ovviamente valgono per tutti i campi del sapere, ma anche nell'ambito del diritto, dove il diritto ha una peculiarità che è già emersa abbondantemente e in maniera decisamente dotta. Il diritto deve confrontarsi con il testo, dal che diciamo la grande illusione, che ormai, come dirò, è ampiamente superato, che il testo possa fungere da argine e quindi anche da garanzia nell'ambito del diritto. E qui vengo appunto al tema della discrezionalità, perché io, per esempio, nell'occuparmi della interpretazione, fece una scelta, se vogliamo, vile di semplificazione, perché nella difficoltà di orientarmi nel grande magma delle diverse posizioni di giusta filosofia, guardai alla filosofia linguistica e scoprì, cosa inedita per un penalista di 20-30 anni fa, che in realtà le concezioni semantiche erano già state ampiamente superate, cioè nelle prime anche trattazioni, diciamo, in materia di filosofia linguistica si trovava un caveat, un'avvertenza: tutte le parole sono più o meno vaghe e ambigue, vanno quindi disambiguate, vanno concretizzate. Come si fa? Riesce la mera semantica a definire quello che è il significato delle parole, attingendo alla illusione di una corrispondenza tra parole e realtà? Per parte sì, per parte però no. E posso dire, insomma, che scoprì con un certo rammarico che erano ormai ampiamente invalse delle concezioni di tipo contestualista. Perché faccio questo riferimento? Un po' perché lei mi ha sollecitato a parlare dei rapporti tra il diritto e il fatto, quindi tra il testo e il contesto, è un po' per definire i termini, diciamo, del mio scetticismo, cioè le ragioni per cui uno spazio di discrezionalità, di valutatività nell'ambito del sapere giuridico e anche giudiziario non è assolutamente eliminabile. Non parlerò di temi noti e ormai triti, quali del rapporto tra fatto e diritto, del circolo ermeneutico e così via. Mi è venuta una suggestione nella citazione del contesto di Sciascia, che parlava del fatto come un sacco vuoto. C'è qualcuno che dice che in realtà il testo è un sacco vuoto fino a che non viene riempito dal fatto. Difficoltà che ovviamente si percepisce anche in Cassazione, che dovrebbe essere la sede dove si discute soltanto di nomofilachia e quindi di legittimità, che non dovrebbe conoscere il fatto, ferma la difficoltà proprio concettuale di comprendere il diritto, prescindendo invece dalla specificità del caso concreto. Ma il contesto
sul quale mi preme fare qualche affermazione preliminare è fondamentalmente un altro, ed è il contesto che è stato evocato più volte oggi, di carattere, se vogliamo, sociologico e anche tecnologico. La pretesa avalutatività del diritto, secondo me, non è mai esistita, non può esistere, e io credo che non sia neanche giusto che esista. Io ricordo che qualche anno fa, quando vi era una forte polarizzazione della dottrina penalistica tra i sostenitori di concezioni di tipo pragmatico, interpretativo, invece i fautori delle concezioni dichiarative, per intenderci, il giudice come bocca della legge, ci si divertiva attorno a un topos che poi diciamo cattura l'attenzione, quindi anche questo ha un risvolto di carattere psicologico, che era il concetto di prostituzione, per cui alcuni legati a diciamo un concetto di prostituzione che ha un kern riconoscibile da tutti, il mercimonio di sesso contro prestazione economica, questo sinallagma, questo do ut des, e reputavano che tuttavia fosse intrinseco al concetto di prostituzione anche la contestualità e la compresenza, e altri invece dicevano ma no, lo sviluppo tecnologico è tale per cui oggi si rendono possibili delle forme di sinallagma che un tempo semplicemente non erano neppure immaginabili, ma nulla esclude evidentemente che possa esserci una prostituzione, possa integrarsi una prostituzione online. Un altro esempio banale che circolava tantissimo era quello della produzione di materiale pedopornografico. Qui vengo un po' più nel terreno diciamo della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, perché poco dopo l'introduzione di una riforma legislativa risalente, se non erro, al 2006 in materia appunto di pedopornografia, le sezioni unite della Corte di Cassazione praticamente presero una posizione sul punto, dicendo che non potesse rientrare nell'ambito della fattispecie del codice penale la produzione di materiale pedopornografico artigianale. Anni dopo, le sezioni unite, stesso testo, stessa identica fattispecie, stessi fatti, sono giunti a una conclusione contraria, negando un overruling, cioè negando che ci fosse stato un mutamento giurisprudenziale, e come? Valorizzando il mutamento del contesto sociale e tecnologico, perché diciamo, se la produzione artigianale di materiale pedopornografico non aveva alcun profilo di diffusività 30 anni fa, adesso che tutti disponiamo di un cellulare, ovviamente lo stesso identico comportamento acquista una nota di pericolosità che originariamente non aveva. Quindi espungere il contesto sociologico, l'idea della evoluzione diacronica del diritto, irrigidendo anche il linguaggio, io lo voglio dire, delle sentenze del diritto entro schemi predefiniti, forse non è auspicabile. Sicuramente, ecco, io su questo sono netta, non credo che sia possibile. Poi c'è un altro contesto che è nucleo sempre dal titolo che aveva scelto il presidente Fidelbo, che è il riferimento ai principi. Ecco, e qui si possono innestare quegli spazi di valutatività del diritto, e questo mi sembra abbastanza evidente, perché lo sappiamo tutti che i principi non si sottopongono al test dell'all or nothing e quindi hanno un contenuto più vago, più impalpabile, più ampio, ma i principi sono fatti della stessa sostanza, mi verrebbe da dire, di cui sono fatti i valori, anzi qualcuno ha autorevolmente affermato che sono proprio valori. Veniamo a un altro grande diciamo, filone teorico dello scorso secolo, che ha evocato prima l'avvocato, mi ha stimolato su questo aspetto, che era l'ermeneutica. Ermeneutica non solo giuridica, l'ermeneutica filosofica in generale, come appunto filone filosofico che ci spiega il ruolo della precomprensione e cerca di farlo nei termini più tecnici possibili. Sicuramente l'ermeneutica dava un accento positivo
alla idea della precomprensione, cioè l'idea che tutti, e quindi anche il giudice, nel decidere sia influenzato, lo psicologo direbbe dei suoi framing, possa essere anche condizionato negativamente, possa anche il suo giudizio essere affetto da biases, farò qualche riferimento alla fine, ma sicuramente non esiste un giudizio che sia vergine, che sia del tutto, anodino. Perché gli ermeneutici attribuivano un valore positivo alla precomprensione? Fondamentalmente per due ragioni molto note, quindi andrò velocemente nel ricordarle. La prima è l'efficacia euristica del dubbio. Se io so che posso sbagliare, mi metto in discussione, sono propensa a un dialogo con l'altra parte e quindi l'unica garanzia realizzabile, l'unica garanzia raggiungibile è quella che attraverso l'incrocio degli argomenti si raggiunga la soluzione, se non ottimale, la migliore possibile. È anche un antidoto contro l'ipocrisia, perché le vecchie concezioni dichiarative del diritto, evidentemente assumendo che il giudice fosse semplicemente la bocca della legge, è stato citato tante volte oggi Francesco Iacoviello, lo voglio fare anch'io con piacere, affermano la forza della legge ma nascondono le vittime, quindi è un fattore di deresponsabilizzazione fondamentalmente la concezione dichiarativa del diritto, è un'espressione di autorità che non costringe il giudice, come invece deve essere, a motivare, perché la motivazione è l'unico strumento di controllo su questo che è sicuramente un potere. E però è inutile nascondersi dietro un dito, ovviamente la precomprensione, se ha un portato positivo, che è quello che è evidenziato dalla filosofia ermeneutica, d'altro canto presenta anche dei rischi, indiscutibilmente. Perché quando io studiavo questi temi e con grande interesse, campeggiava nella letteratura la figura della ideal tipica della comunità degli interpreti. Già all'epoca in verità non era ben chiaro di quale sostanza fosse costituita. Oggi certo, a fronte di un pluralismo ideologico che è diventato frammentazione, non abbiamo più una comunità degli interpreti e quindi non abbiamo più una precomprensione di categoria, di gruppo, abbiamo tante precomprensioni individuali. Ogni giudice decide secondo quella che è la sua personale visione, o almeno potrebbe essere questo l'esito. Ragione per cui non c'è da farsi molte illusioni. È chiaro che i principi hanno una componente di vaghezza che può essere in qualche modo ridotta attraverso il riferimento ad esempio alla giurisprudenza costituzionale, sia quella interna nazionale sia quella sovranazionale, ma anche qui le pronunce in cui noi tanto confidiamo della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia dell'Unione Europea, tante volte sono, oltre a essere tarate su singoli, su dei casi concreti, a rispondere quindi a una logica che è in parte diversa rispetto a quella nazionale, non può escludersi che diventino molto presto ondivaghe come le nostre, anche perché col crescere del contenzioso di questi organismi ovviamente intervengono solitamente in ritardo, cioè quando il contesto è già mutato e quindi la soluzione molto spesso non si rappresenta più come ottimale. E quindi dicevo che la discrezionalità è per larga parte un fenomeno assolutamente fisiologico. Come si cerca di risolverlo? Io posso parlare dal punto di vista adesso del giudice di Corte di Cassazione e dire quello che però con gli strumenti concettuali della mia vita precedente, con le lenti del professore universitario, mi sembra di ravvisare. Si è abbandonato completamente, ho questa sensazione, non tanto anzi nella magistratura quanto da parte del corpus dei diritti, l'idea, perché si è capito che era velleitaria sostanzialmente, del giudice soggetto alla legge, e quindi il mito del principio di legalità che talvolta è riaffermato anche a livello di giurisprudenza costituzionale, mi sembra sia vissuto con meno pathos rispetto al passato. Questo
per tante ragioni, per una delusione nei confronti della capacità del Parlamento di emanare le leggi, ma anche per ragioni che hanno a che fare con la fisiologia del diritto, con l'importanza che ha la giurisprudenza delle corti sovranazionali, che è l'unica forma di diritto. Quindi l'avvento del costituzionalismo europeo di fatto ha mutato anche un po' le categorie mentali del giurista continentale, e quello su cui si punta fondamentalmente, cioè non si avverte più questo come pressante, questo potere. Prima si citava Lombardi Vallauri, ecco, questo aspetto, diciamo, della politicità del giudizio del magistrato. La sensazione che ho, e che è corroborata dall'affermazione di alcuni avvocati durante le discussioni, che ci dicono: ma insomma, qui ci sono due orientamenti del tutto contrapposti, a noi non interessa quale sia quello giusto, purché ci sia una decisione che sia valida per tutti. Quindi alla fine si è scesi pragmaticamente a richiedere semplicemente un quid minus, che non è la soluzione migliore, ma è la soluzione uguale per tutti. Insomma, si è sostituito all'ideale della legalità l'ideale della prevedibilità dell'esito giudiziario. E questo posso dire perché è su questo che fondamentalmente si lavora molto in Corte di Cassazione. Che cosa accade? Accade che in pratica si lavora molto per precedenti, piuttosto e più ancora che guardare alla legge, considerato che i casi sono molteplici, sono straordinariamente numerosi, e quindi la legge è sovradimensionata rispetto alla decisione del singolo caso, non aiuta fondamentalmente. C'è una grandissima attenzione ai precedenti. I precedenti sono i precedenti di legittimità, quindi enorme autoreferenzialità della Corte di Cassazione, e fin qui ci sta, il discorso fila. Questi precedenti vengono spesso identificati nelle massime, e le massime giurisprudenziali, ecco, non sono sempre e soltanto dei principi di diritto. Mi sono imbattuta in bellissime definizioni delle massime, le ho trascritte, purtroppo non avevo trascritto l'autore, altrimenti l'avrei citato. Regole di giudizio in cui si condensa il criterio di decisione della fattispecie concreta, la cui funzione è universalizzare la decisione individuale. Ma bellissima definizione, non so quanto corrispondente alla realtà, perché anche nel migliore dei mondi possibili è inevitabile che si verifichino nelle massime degli scarti di senso, che si verifichi una infelicità dell'atto linguistico, avrebbe detto un famoso autore del 1900. E quindi diciamo che queste massime poi alla fine vengano tralaticamente riportate, è un problema che soprattutto voi avvocati molto bene conoscete, perdendo tuttavia il senso che avevano originariamente, cioè ovviamente per tacere tutti i problemi pratici della massimazione. Allora che cosa dico? Dico che quello che si può fare è, in questa prospettiva dove già si è abbassata l'asticella, quindi non si discute più della pretesa avalutatività del giudizio penale, ma ci si è assegnati un obiettivo molto più terrestre, che è quello della prevedibilità dell'esito giudiziario. Le massime sono indispensabili finché il carico giudiziario, parlo della Cassazione, è quello che è ed è notevole. Sono uno strumento irrinunciabile di semplificazione, quindi di governo di una complessità in questa prospettiva a cui ho fatto riferimento. Sono uno strumento di selezione ovviamente della rilevanza penale dei fatti, nella consapevolezza dei limiti, perché producono certo conformazione e quindi soddisfano questo bisogno di uniformità interpretativa. Però diciamo che la conformazione va di pari passo con il conformismo, con un atteggiamento più pigro, più burocratico inevitabilmente, ed è nemica di quella motivazione a cui ho fatto riferimento, che in realtà è l'ultima vostra garanzia, perché la motivazione della sentenza è un aspetto fondamentale in una situazione sempre più frammentata, e dal punto di vista ideale, dal punto di vista legislativo e dal punto di vista del sistema delle fonti, la motivazione, il controllo sulla motivazione
è l'ultimo baluardo. Altro strumento al quale vorrei fare riferimento, anche diciamo con una nota critica, molto utilizzato in Corte di Cassazione, ce l'ha fornito il legislatore. E qui già la situazione è buffa, perché se 20 anni fa il magistrato veniva criticato per la sua supplenza, ancora adesso, però in termini forse meno enfatici che in passato, per la supplenza giudiziaria, ecco, qui assistiamo alla situazione in cui il legislatore nel 2017 attribuisce alle sezioni unite della Corte di Cassazione lo strumento di intervenire in maniera, non dico normativa, con efficacia di legge, ma ci siamo, insomma. Faccio riferimento alla vincolatività, tra virgolette, del precedente della Corte di Cassazione. Sappiamo che può essere superata questa vincolatività, ma la strada è in salita, comunque sia, non è semplice. Quindi alle sezioni unite della Corte di Cassazione viene assegnato un ruolo che è quello tra le sezioni semplici, che già sono al di sopra dei giudici che di fatto sono tenuti a conformarsi alle massime della Corte di Cassazione, e il legislatore. E questo strumento, se non se ne fa un uso parsimonioso, può diventare deleterio, questo volevo osservare, fondamentalmente per la stessa Corte di Cassazione. Io a questo proposito uso sempre due immagini, quella della Sibilla Cumana, che aveva chiesto, non perché le sezioni unite della Corte di Cassazione siano incomprensibili nei loro responsi, al contrario, si uniformano a dei format decisionali che tendono a garantire una pianezza anche esplicativa. No, parlavo di Sibilla Cumana perché la Sibilla aveva chiesto ad Apollo il dono della vita eterna e si era dimenticato di chiedere il dono anche della giovinezza. Quindi la Corte di Cassazione a sezioni unite, ove dovesse fare un uso spregiudicato, un uso eccessivo delle sezioni unite, si troverebbe nella situazione, che sono di fatto pronunce semi-vincolanti, imbrigliata in una sorta di tela del ragno che si è autocostruita, al di fuori della quale non riuscirebbe più a muoversi se non a forza di distinguishing. Quindi vedo prospettarsi questa, che era stata pensata come una soluzione taumaturgica, semplice al problema della imprevedibilità dell'esito giudiziario, in prospettiva potrebbe diventare invece un aspetto estremamente problematico. La valutatività del giudice e anche, diciamo, del suo linguaggio, ma questa situazione sicuramente non rallegra, non è una situazione positiva. Il quadro che faccio è un quadro non particolarmente ottimista. Io però diciamo reputo che questo sia il migliore dei mondi possibili, perché ce n'è un altro di mondo possibile. Adesso dico qualcosa di inflazionato, di cui parlano tutti, me ne vergogno anche un po', farò quindi soltanto un cenno. Veramente l'alternativa sarebbe quella di consentire un ingresso anche nella redazione delle sentenze più significativo alla intelligenza artificiale, e parlo ovviamente di quella generativa, cioè di quella basata sulle reti neurali, il deep learning, eccetera, eccetera, che impara da se stesso. Io immagino che chiunque abbia, anche per curiosità, fatto uso, no? Di ChatGPT, di questi LLM, Large Language Models, che di cui si discute tanto, e ne abbia testato le straordinarie competenze, cioè garantiscono delle performance di livello decisamente elevato. Quindi verrebbe da chiedersi, ma se noi umani non riusciamo a rendere un servizio giustizia adeguato, perché non ricorrere invece a delle forme di intelligenza artificiale che linguisticamente sono straordinariamente competenti, veloci ovviamente, più economiche, potrebbero attingere a sistemi chiusi di banche dati e quindi diciamo anche garantire un ragionamento che non sarebbe affetto da nessun biases, o comunque sarebbe affetto da biases in misura minore sicuramente rispetto a quello umano. Sono anche in grado di attuare di quelle strategie di cui parla adesso Kahneman con Sibony e Kassastein, di aggregazione dei giudizi medi, di conformità dei protocolli logici a degli
delle linee guida che diciamo sono più complessi per gli esseri umani, gestendo oltretutto una base enorme di dati che sono dati legislativi ma anche dati giurisprudenziali, perché le banche dati giurisprudenziali, anche questo è un discorso che avrebbe meritato di essere affrontato, ma il tempo è poco. Noi abbiamo molte sentenze massimate, ma la straordinaria maggioranza delle sentenze non sono massimate, sono tamquam non essent e tuttavia fanno giurisprudenza. Cioè, i magistrati di una sezione, tabellarmente assegnati a quella sezione, ben conoscono la giurisprudenza di quella sezione. L'avvocato casomai ha più difficoltà ad attingere questa mole enorme di dati attraverso le ricerche solite. E quindi diciamo una macchina mi garantisce in termini di omogeneità interpretativa, sicuramente funziona con il sistema 2 e non con il sistema 1, quindi non c'ha intuizioni, non incorre in errore, e perché no? Perché è poco empatica. Io l'ho pensato fino a poco tempo fa, mi dicono che abbia superato gli uomini nei test sull'empatia, cioè che somministrati i test alle macchine abbiano dato anche su questo delle risposte quantomeno in media con quelle degli uomini. La mia non è soltanto una provocazione, perché penso che sia uno scenario con il quale occorrerebbe confrontarsi. Personalmente, ecco, io che credo invece nell'intuizione, quindi io credo anche un po' nella vulgata delle euristiche dell'affetto, oltre diciamo che nella critica blasonatissima di Kahneman e Tversky a partire dagli anni 70, io penso che invece il nostro istinto che ci dice di aspettare, cioè di semplicemente essere cauti, di guardare ancora un po' come funziona, possa essere quello giusto. E nel frattempo, ripeto, devo dire che il sistema giuridico che abbiamo, con tutte le sue enormi imperfezioni, è l'unico del quale potremmo disporre. Non avrò risposto sicuramente alle tante domande, non me le sono neanche segnate, dell'avvocato che gentilmente mi ha consentito di partecipare a questa giornata interessantissima. La seguirò fino alla fine, e se ci saranno altre domande io sono qui nei miei limiti per soddisfarle. Al posto di Pidelli. Grazie. Grazie, davvero dottoressa, ha fatto un'analisi densa e lucida, potremmo definirla. Densa e lucida, ha risposto e nello stesso tempo ha mosso altre domande. Mi ha colpito in particolare il richiamo, ogni tanto ci dimentichiamo, alla motivazione come strumento di controllo, unico strumento di controllo che abbiamo del potere che viene esercitato attraverso la giurisdizione. È interessante anche pensare al nuovo target, che è un target al ribasso, come lei ha detto, della prevedibilità della sentenza, e che porta a pigre soluzioni in alcuni casi e a soluzioni burocratiche. Però mi ha anche colpito all'inizio del suo intervento un rammarico, credo di aver colto, nel fatto che non ci sono più le comunità di interpreti. Ci siamo forse delle monadi che procedono isolate dei compartimenti stagni. Ognuno fa dottrina. Ecco, io ho ancora un ricordo del legislatore, giudice e giurisprudenza, legge, giurisprudenza e dottrina universitaria. E quando penso a dottrina penso a un contributo creativo, a un contributo che non è meramente riepilogativo, che appunto quell'accezione creativa che viene criticata magari nella giurisprudenza, ma che invece è il punto di forza della dottrina. Perché insisto con questa parola dottrina? Perché il nostro prossimo relatore, lo conosciamo tutti da tempo, l'avvocato Emanuele Fragasso, ha una lucidità di analisi, doti oratorie, ma anche, devo dire, ha questo apporto creativo che non sempre si trova nella dottrina o pseudodottrina odierna.
qualsiasi convegno su qualsiasi argomento egli possa affrontare è un convegno dal quale si esce arricchiti. E quindi io mi auguro che accada anche in questa ipotesi, in questo nostro pomeriggio. In particolare gli ho chiesto se può illuminarci riguardo alla nuova funzione della motivazione. Che cos'è l'atto del decidere? L'attività giurisdizionale è una decisione, è una valutazione? Che differenza c'è eventualmente tra le due? E quale ruolo ha l'intimo convincimento nell'attività del giudice? Ecco, è cambiata la funzione della motivazione nel tempo? Io qualche risposta l'ho già avuta fino ad oggi dai precedenti interventi, ma lascio questo intervento di prima chiusura appunto all'avvocato Emanuele Fragassi. Ringrazio molto la collega e amica avvocato Di Sopra, la Camera Penale veneziana e tutti i relatori che mi hanno preceduto. Il tema è difficile e nello stesso tempo è intuitivo. Il problema della psicologia. Faccio mie tutte le parole e i concetti che la Presidente Magaraggia, da magistrato esperto, ha posto a mo' di prolusione di questo pomeriggio di studio. Il giudice non è uno psicologo, non deve essere colui il quale imita lo psicologo, però sia il giudice, sia il pubblico ministero, sia l'avvocato debbono indagare, studiare, esaminare la personalità dei soggetti che vengono esaminati durante il processo, del pubblico ministero nel caso degli avvocati e del giudice che è preposto a due atti che sono completamente diversi. È preposto alla decisione ed al giudizio. Per chi volesse oggi fare il pessimista, oppure l'ottimista esperto e quindi si ritorna al pessimismo, oggi si è un po' persa l'attenzione verso il giudizio, mentre prevale la decisione. La decisione è il momento imperativo, quello cioè che crea la qualità giuridica del condannato o quella che nega l'ipotesi enunciata dal pubblico ministero nella imputazione e quindi assolve. L'atto costitutivo in termini di conoscenza è la sentenza finale di condanna o di assoluzione. Ma se l'imperium, l'auctoritas, prevale sulla conoscenza, la decisione annulla il giudizio. Non è un gioco di parole. Già nella legge è scolpita questa distinzione. La decisione è contenuta nel dispositivo. Invece il giudizio è contenuto nella successiva motivazione. E qualunque avvocato di lungo corso o no sa che nella realtà si può motivare su qualunque tipo di decisione. Attenzione, un raffinato elettore di parole, Franco Cordero, definiva la motivazione un atto di autoapologia. Il bravo argomentatore sa fornire una giustificazione anche ad una decisione errata. L'avvocato deve essere consapevole di questa realtà. L'avvocato deve sapere che c'è una distinzione concettuale e gnoseologica tra decisione e giudizio. E indico un gigante del pensiero giuridico, Natalino Irti, che sull'onda
degli stessi concetti che ha esposto in maniera impeccabile e limpida il professore ordinario di diritto penale, cioè la relatrice che mi ha preceduto, Di Giovine, Natalino Irtias ha dedicato un libro al tema della prevedibilità della decisione. E da cosa prende le mosse Natalino Irti? Da quella che egli definisce la crisi del circolo, cioè la crisi della sussunzione del fatto storico in una fattispecie astratta e generale quale è ogni norma giuridica di diritto penale. Nel caso di Irti il raggio di riferimento è molto più ampio perché si dedica prevalentemente al diritto civile, ma da buon attento teorico generale del diritto le sue parole valgono anche e soprattutto per il diritto penale. La crisi del circolo significa depressione della sussunzione in favore di una scelta autoritativa in cui l'auctoritas di chi pronuncia la decisione sopravanza il momento interpretativo della norma. Questo credo che debba essere il punto di riferimento, proprio il punto di arrivo per ogni avvocato. E dico un'ovvietà tra le tante banalità che mi accingo a dirvi. Il momento della conoscenza è notoriamente il cervello, il muscolo, l'osso, per utilizzare le metafore anatomo-fisiologiche di Novella di Sopra, del processo. Il processo si fonda sulla conoscenza, oppure si fonda sulla autorità, basta pensare al processo che fu celebrato in 11 ore dall'attentato ad Adolf Hitler. In 11 ore furono individuati gli autori dell'attentato, giudicati da un generale che si era eretto a giudice straordinario e speciale, e un plotone o una squadra di sottufficiali colpì tutti i soggetti che erano stati giudicati da questo abnorme giudice. E qui ai cultori della velocità, ai cultori della ragionevolissima, nel senso di brevissima durata, io cerco di ricordare sempre questa esperienza. È il processo più breve della storia. 11 ore e 10 minuti dall'attentato ad Hitler. Torniamo al punto di partenza. L'avvocato deve conoscere. Bene, se io dovessi dare un titolo più breve, forse più chiaro al mio dire, utilizzerei le espressioni di un mio conterraneo, Orazio. Sapere aude, che poi il notissimo pensiero di Kant trasformò nella risposta alla domanda che cosa è l'illuminismo. Kant, come tutti sapete, rispose: sapere aude. Abbi il coraggio di conoscere, osa conoscere e sapere. Se il processo viene privato della conoscenza, il processo si trasforma in violenza. E qui, ormai da vecchio avvocato e studioso di procedura penale, la mia mente corre alla geniale costruzione di Franco Cordero, che per decenni e decenni ha condizionato la formazione dei giuristi. Il famoso libro del 1956, Le situazioni soggettive nel processo penale. E per Cordero c'era il binomio potere e dovere. Tanto è vero che a distanza di oltre mezzo secolo, quasi 20 più di mezzo secolo,
Paolo Ferrua sente nella prefazione alla ristampa anastatica di dover dire forse va aggiunto un terzo elemento che è, guarda caso, la conoscenza. La conoscenza come linfa del giudizio penale. E qui al galoppo giungo al tema. Non si può decidere senza conoscere e dunque senza giudicare, perché il giudizio deve essere critico. Non è la manifestazione di amore di un uomo innamorato di una bella donna. È il frutto di una ragionata, critica e sofferta forma di giustificazione. Devo diventare il contraddittore della mia ipotesi risolutiva. Devo provare a falsificare quello che io ritengo essere la soluzione preferibile. E quindi devo tentare di falsificare la mia tesi di partenza. Conoscere significa dubitare. E questo è quello che deve fare l'avvocato. E invece i giovanissimi avvocati, oppure i vecchissimi avvocati, si innamorano delle loro tesi e perdono dunque la capacità di dominare e di controllare i propri errori, perché chiunque può sbagliare. E qui penso a quel bellissimo libro, il secondo libro di Toni Forza, a proposito dell'errore dalle indagini alla sentenza, che lui imposta in termini di psicologia e di neuroscienze, e che io, che sono afono in questo campo, cerco di indirizzare sul campo della conoscenza giudiziaria, della logica, del diritto. Il caso Garlasco ci dovrebbe far riflettere sugli errori metodologici e logici, perché quello che oggi si indaga da parte della Procura di Pavia forse non c'era prima del giudizio, che poi ha avuto come epilogo una condanna all'ergastolo, a 16 anni di carcere. Perché Garlasco dovrebbe insegnare? Perché è una vecchia regola logica da Aristotele ad oggi, per cui non è solo la verità, ma è la completezza del ragionamento, la completezza dell'argomentazione, il cui contrario è la ignoratio elenchi, cioè la dimenticanza di una prova. E quindi il cavallo zoppo, quello incompleto. E Garlasco dovrebbe finalmente insegnare a noi tutti che cosa significa completezza. E qui mi richiamo anche alle osservazioni del primo relatore odierno, che giustamente ha parlato di coincidenze. È il termine che forse maggiormente attira a proposito di segni ematici. Un vecchio loico lo avrebbe interrotto, dicendo no, non sono coincidenze. Qui manca forse la corrispondenza tra il sangue ritrovato e la composizione biochimica del sangue della persona sospettata, eccetera, eccetera. Come vedete, tutto cambia per rimanere assolutamente identico. Conoscenza. Ma la conoscenza è un fatto interiore. Finanche Socrate fa i dialoghi che noi conosciamo grazie a Platone. La conoscenza senza una comunicazione nasce e muore nel chiuso di una personalità. Dunque, e in breve, la conoscenza va comunicata. Il difensore deve conoscere il suo giudice, ma il difensore che non lo conosce da anni commette un gravissimo errore metodologico, perché intanto io potrò adeguare la mia argomentazione in quanto potrò dire di aver conosciuto nella maniera meno imprecisa e meno lacunosa possibile
il mio interlocutore. E qui scatta il problema. Il giudice che magari decide e decide in base ai suoi valori, che io difensore non conosco. È quello che volgarmente si chiama il dialogo tra sordi. Io parlo al giudice, ma non so come la pensi, come si comporti, quali siano i suoi costumi, anche di tipo sessuale. E non bisogna solo pensare al codice rosso per, scusatemi il lapsus, al codice rosso per rendersi conto dell'importanza di questa, che giustamente la professoressa prima chiamava, secondo la terminologia di Gadamer, le aspettative di colui il quale interpreta secondo le regole del circolo ermeneutico. Ma attenzione, aggiungo, queste aspettative possono avere una virata patologica e trasformarsi in pregiudizi. Non sono più le attese tendenzialmente imparziali, possono diventare pregiudizi. E allora cerco di chiudere questo concetto. Il difensore deve cercare di conoscere il giudice, per dialogare con il giudice, per argomentare e per spiegare al giudice le ragioni per cui l'ipotesi accusatoria è infondata oppure è la meno probabile. Perché l'argomentazione deduttiva nel nostro campo purtroppo è la meno frequente. Perché per quanto noi ci sforziamo di scimmiottare il teorema euclideo della somma degli angoli interni, non potremo mai argomentare a difesa di una persona con deduzioni, perché il nostro lavoro non si fonda su assiomi. Il giudice esperto interviene il meno possibile, parla il meno possibile, cova in sé il suo pregiudizio. Il giudice inesperto interviene spesso, interrompe, pone le domande e l'avvocato inesperto si impianta lì come un corazziere, anche se è alla statura mia o di Russell, e dice: no, giudice, non è il momento per. No, presidente, lei non può. Sciocchino, dice Russell. Sciocchino. È il momento che devi saper sfruttare per sentire e capire se nella testa c'è cervello quello che vuol ottenere il presidente. Devi capire in quel momento qual è la linea direttrice che il giudice vuole seguire. Dunque, qual è il risultato che quel giudice vuole ottenere. Questo è il mestiere di avvocato, ma invece abbiamo tanti scimmiottanti i quali dicono: no, presidente, la legge glielo impedisce. È un seppuku, è un suicidio giapponese. In quel momento il difensore dispone di uno strumento semeiotico importantissimo, perché le domande del presidente esprimono il suo orientamento, i suoi dubbi oppure le sue certezze e quindi le sue speranze. Un altro momento è quello della discussione. L'avvocato esperto sa che se il presidente lo interrompe troppo presto, e a volte questo non è un'eccezione in Corte di Cassazione, o il presidente è un maleducato, il che eccezionalmente può essere, oppure, meno frequentemente, è il presidente che magari ha capito qual è l'esito favorevole al ricorso e toglie la parola. Una volta mi è successo con un giovane collega che era stato folgorato dal presidente, il quale gli tolse la parola, e io gli dissi: calmati, calmati, perché a volte questo accade quando il presidente è d'accordo con te. Poi tante altre volte rientriamo nell'ordinaria follia del nostro mestiere, ma non fleri, non indignari, seg
intelligere. Ultimo passaggio di questo concetto. Hai citato molto opportunamente Sciascia. Mi permetto di aggiungere, perché anch'io sono un amico di Sciascia, un concetto che per noi avvocati è cruciale. Mi pare che sia in una storia semplice, non ci giurerei. Sciascia si sente dire lo stile, il modo di scrivere, il modo di parlare, e il personaggio blocca e dice: l'italiano non è l'italiano. L'italiano è ragionare attraverso la lingua, che poi diventa proposizione, si sviluppa il ragionamento. Per cui non solo non bisogna parlare a schiovere, ma bisogna adoperare le parole, l'unica parola che esprime quel significato. E qui i dotti citano il francese che ha generato la distinzione tra significante e significato, la parola e il suo significato. I giovani inesperti in Cassazione discettano di significato e doverosamente il Presidente tira le briglie e il morso e gli impedisce di continuare, perché la Corte di Cassazione non può valutare, criticare il significato, ma soltanto il significante. Quali sono i corollari di queste banalità che ho detto finora? Come ha già detto l'amico e collega, il primo corollario è che le parti, comprese il difensore, debbano potersi vedere in prossimità, non a distanza. Oggi si ama dire da remoto, utilizzando una terminologia americana di tipo militare. A breve distanza. La moda vuole che si dica da remoto. No, il processo deve vedere l'avvocato davanti al giudice e davanti e accanto il pubblico ministero. E così? Risposta: non più. Per breve periodo è stato così. Il Covid, in termini di pallavolo, ha alzato il pallone e poi è arrivata la Cartabia che ha schiacciato con la potenza di un gigante. È finito il processo penale. Qual è la regola dell'appello e della Cassazione? Il processo a distanza, senza avvocato, puramente cartolare, senza che l'avvocato possa conoscere il giudice, soprattutto dell'appello, che è quello che magari ha il potere, in caso di appello del pubblico ministero, di riformare una assoluzione in primo grado in una sentenza di condanna. Processo senza difensore. 2. L'innovazione, che fa molto piacere ai magistrati, dell'ufficio del processo, il quale ufficio genera, ma questo è un mio vecchio incubo diurno e notturno, genera le relazioni. E la relazione è sempre stato il momento e lo strumento per capire cosa pensa il relatore. La relazione la fa il neo laureato che ha 30 e lode o 110 e lode, eccetera, eccetera, eccetera. La decarnificazione del giudice. E io dico sempre, e concludo su questo punto, i giudici oggi sono felici dell'ufficio del processo, della cartolarizzazione, dello strangolamento dell'appello. Se le cose vanno avanti così, se l'intelligenza artificiale si aggiungerà all'ufficio del processo, in qualche momento di governo più forte, temo fortemente per la sopravvivenza dei giudici come soggetto sine qua non per l'amministrazione della giustizia. Ma questo è l'effetto dei dolori notturni in tema di ufficio del processo e di despazializzazione e decarnificazione. Qual è il punto di arrivo? Senza conoscenza non c'è giudizio.
senza giudizio non c'è processo. I giudici si lamentano della quantità del loro lavoro. Hanno ragione, ma hanno ragione soltanto i giudici della Corte di Cassazione, perché tutti gli altri giudici potrebbero e dovrebbero organizzarsi diversamente e razionalizzare il loro lavoro. La Corte di Cassazione è invece gravata da una quantità terribile di impugnazioni e questo spiega, ma non giustifica, l'impennata del numero delle declaratorie di inammissibilità, anche per manifesta infondatezza, ma questa è un'altra storia. L'avvocatura si è sottratta a un dovere di autocritica. Siamo riusciti noi avvocati a fare una selezione seria della nostra attività di logografi nel momento in cui scriviamo un ricorso per Cassazione? Qual è il tallone d'Achille di molti nostri colleghi? Scrivono il ricorso per Cassazione utilizzando la scaletta degli argomenti detti davanti alla Corte d'Appello, pronunciati davanti alla Corte. È un suicidio. Il ricorso per Cassazione, come dice Francesco Iacoviello, è l'atto processuale più difficile, che richiede applicazione, studio, metodo, riflessione e autocritica. Non psicologia, perché non sappiamo chi giudicherà quel ricorso. E qui tornano forse utili le massime di cui avete parlato. Ultimo passaggio, e non so se sono in tempo, è quello delle massime. Io ho scritto 4 righe su questo argomento. Le massime, da come le aveva concepite il presidente D'Amelio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sono molto cambiate. La citazione fatta pochi minuti fa è impeccabile. C'è chi parla di funzione non tanto di universalizzazione, ma di generalizzazione astratta della massima. È così. Il rischio del quale non ci si vuole rendere conto è che la massima, astraendo dalla fattispecie concreta e concentrandosi e limitandosi tutta nella astrazione del principio di diritto, si sostituisce illegittimamente alla regola iuris dettata dalla legge. Per cui oggi molti magistrati, anziché sussumere la fattispecie concreta nella fattispecie astratta, fanno tutt'altra cosa. Sussumono la fattispecie concreta nella massima. E questo molti avvocati, forse obiettori di coscienza e quindi non violenti, non lo dicono mai ai giudici. E i giudici si acquietano come su un triclinio utilizzando le massime come via di fuga dal superlavoro. L'ultimo corollario di questo improvvisato ragionamento è il seguente. E in parte mi pare di averlo colto nelle pieghe della acuta e limpida esposizione della professoressa Di Giorgi. Ed è questo. Noi avvocati sbagliamo quando per brevità diciamo è un problema di interpretazione della legge e sbagliamo contro noi stessi. Il vero problema non è l'interpretazione, non è il giudice bocca della legge, non è la soggezione del giudice alla legge. Sono un po' superati questi problemi. Il vero problema oggi è l'applicazione della legge al fatto. E i giudici per primi, ma siamo sul filo di lana, noi avvocati assieme ai giudici, si sono dimenticati che il momento più delicato non è l'interpretazione,
su tantissime fattispecie di diritto penale e di diritto processuale. È ancora utilissimo i due trattati di Vincenzo Manzini. Non è un segreto di Stato, tranne le ultime fattispecie folli del nostro legislatore, i codici rossi e meno rossi. Manzini è ubiquo. Che significa? Che l'interpretazione non è il vero problema. E vedere come viene ricostruito il fatto, come viene argomentato in fatto, e poi come il giudice applica la norma a quel fatto. Questo non si discute. E vedete, se si vuole evitare l'inammissibilità, basta leggere, cosa che abbiamo dimenticato di fare, il codice. La lettera B, bravo, diciamo noi soldati, dell'articolo 606 prevede il vizio della interpretazione erronea. Con la copula, la E, l'applicazione della norma al fatto. È nel momento applicativo che può scattare l'insidiosa discrezionalità, che è un nome un po' eufemistico. Qui non c'è niente di polemico verso la professoressa che ora è consigliere della sesta sezione, nulla, è soltanto un applauso alla sua acutezza. La discrezionalità è un eufemismo per coprire in certi casi una vera e propria analogia in malamparte, in cui l'interprete diventa creatore della legge. Ma finché noi avvocati stringiamo sempre di più il raggio della nostra critica, cioè della nostra conoscenza, del nostro sapere, non possiamo pretendere che questo raggio venga d'ufficio ampliato, nonostante il 597 e nonostante il 609 e il 606 dai giudici della impugnazione. Per cui credo che noi per primi dobbiamo suonare, anziché le note del silenzio, quello della sveglia e ritornare a fare il nostro dovere. Grazie. Ringraziamo l'avvocato Fragasso e prendiamo e facciamo nostro quotidianamente il monito, quest'ultimo monito che ci ha rivolto e cerchiamo appunto di portarlo nelle aule ogni giorno, nell'attività di studio di ogni giorno. Io vorrei dare ai relatori l'opportunità di un piccolo giro di eventualmente osservazioni e integrazioni rispetto a quanto detto anche dai relatori successivi. Propongo di mantenere l'ordine e eventualmente nel passaggio tra l'uno e l'altro potrò anche eventualmente suggerire mi impongo qualche approfondimento specifico. Al di là da quello che verrà appunto a dirci ora il professor Bonini, c'è anche l'aspetto delle emozioni che è vero che riguarda il giudice, che interessa il giudice. Forse nelle stanze, nelle aule della Cassazione le emozioni sono più lontane, forse, non lo so, di sicuro sono forse più presenti per i giudici di merito. Ecco, volevo approfittare della sua presenza perché ci potesse indicare il ruolo di queste emozioni. Sì, vorrei fare però un commento più generale alla luce di quello che abbiamo sentito in questa giornata di studio, piuttosto che ripresentare un ennesimo esperimento. Io potrei riassumere dal mio punto di vista, la mia valutazione, anche rispetto a quello che ho sentito oggi, con l'espressione sono un pessimista fiducioso. Fiducioso nel senso che le cose possono andare meglio. In che senso pessimista? In che senso fiducioso? Pessimista se guardiamo
a quei meccanismi a cui ho accennato oggi, rapidi, inconsapevoli e dunque di cui non si ha conoscenza in quanto inconsapevoli, che possono, come ho mostrato, intervenire e influenzare ai vari livelli, dalla valutazione della prova fino alla formulazione di una decisione, alla presa di una decisione. Il precedente relatore, lo ringrazio, ha fatto riferimento a un meccanismo cognitivo noto che io non ne ho parlato, ma lo ringrazio appunto per averlo accennato, che è la tendenza alla conferma in psicologia, confirmation bias, cioè l'innamorarsi di un'ipotesi o di una tesi ti rende cieco di fronte alla valutazione di una certa evidenza con tutto ciò che ne consegue. Questo è uno dei meccanismi a cui facevo riferimento quando parlo di meccanismi rapidi, inconsapevoli. Se non se ne ha conoscenza, e noi psicologi preferiamo parlare consapevolezza, ma il concetto è molto simile, evidentemente questi ti portano verso una certa strada. Se poi le parti in gioco sono non allineati, questo dialogo probabilmente già muore a questo livello, perché c'è chi e c'è chi non è soggetto a questi meccanismi. Lo stesso dicasi per tutti, diciamo così, quei fattori, meccanismi psicologici che hanno a che vedere col potere del linguaggio e della comunicazione, che chiamiamolo così, diciamo il potere evocativo del linguaggio e della comunicazione. Ed anche delle emozioni. Non ho avuto tempo di discutere un esperimento, ma è evidente che, come dimostrano alcuni studi, che se la sensibilità al disgusto di un giudice, che ne so, c'è un giudice che è più disgustato dalla vista di uno scarafaggio rispetto a un altro giudice, e questo si riverbera nella valutazione della criminalità di un comportamento quale può essere la pedopornografia virtuale, quindi che non fa riferimento a un soggetto fisico, anche questo, se non si ha consapevolezza, questo meccanismo ti porta verso una certa strada. Ho detto che sono anche fiducioso, non tanto nell'uso dei sistemi LMM di generazione, non sono un esperto, quindi non addentro, anche se ho fatto una domanda a ChatGPT in diretta e dopo vi dico la risposta che ho avuto. Sono fiducioso nel fatto che questa nozione chiave della conoscenza, che noi intendiamo, decliniamo in termini di consapevolezza, può cambiare le cose. Perché se un attore o il giudice, piuttosto che un pubblico ministero, piuttosto che un avvocato, è consapevole di questi meccanismi rapidi e appunto inconsapevoli, e che poi non lo sono più, nel momento in cui ne prendi conoscenza, consapevolezza, le cose cambiano, necessariamente cambiano. Perché sai cosa vuol dire questo bias alla conferma, perché sai cosa vuol dire quell'effetto emozionale, e dunque una formazione, un training specifico, volto ad esempio a un'autoregolazione emozionale, volto ad esempio a una maggiore conoscenza dei meccanismi cognitivi, può cambiare le cose. E da qui nasce la mia, diciamo così, fiducia rispetto al pessimismo iniziale. Io non sono sicuro che l'intelligenza artificiale, così come oggi, sia in grado di, nei suoi aspetti, diciamo, positivi, negativi, di limiti o di potenza, replicare in tutto l'essere umano. L'emozione. Ho chiesto a ChatGPT se ChatGPT può provare le emozioni, esempio il disgusto, pensavo a questi studi, come gli esseri umani. E ChatGPT mi risponde: no, ChatGPT non può provare emozioni come il disgusto o altre sensazioni umane. Funziona elaborando test in base a modelli statistici e apprendimento automatico, ma non ha coscienza, corpo, sistema nervoso o esperienze soggettive.
quando parla di emozione le descrive solo sulla base di dati e linguaggio, non perché le viva. Quindi io penso che la strada giusta sia quella della, come dire, di una correzione, diciamo, nei nostri processi di pensiero valutativi, tenendo conto degli apporti di tante discipline, non solo la psicologia, ma come il primo e il secondo relatore ha illustrato. Grazie. Diciamo che non sono né un tecnofanatico né un tecnofobico. Quindi osservo, seguo la lezione di Carlo Sini, che in questo indica nell'intelligenza artificiale uno dei tanti strumenti esosomatici che l'uomo dall'età primitiva a oggi ha sviluppato, quindi un prolungamento del proprio corpo e delle proprie capacità per governare il mondo. Ovviamente dipende dall'utilizzo che ne facciamo, così come di un bastone oppure di un programma di intelligenza artificiale. Certo che al momento quello che è la mia osservazione profana sull'intelligenza artificiale tramite ChatGPT e vari esperimenti di carattere più o meno linguistico che ho fatto è che si tratta veramente di un replicante, nel senso di un qualcosa, prendendo una terminologia quasi asimoviana, siamo di fronte a dei replicanti. E io insieme a Sciascia mi porto sempre dietro una prova che ho fatto, più prove in realtà, però sono abbastanza indicative e significative. La prima è quella nella quale io chiesi a innanzitutto ChatGPT non sa dire una cosa, non sa dire non so. Non è proprio indifferente come cosa. È una questioncella da poco rispetto allo sviluppo della coscienza umana, rispetto al progresso antropologico e antropico, quindi degli strumenti che l'uomo ha portato nell'universo, partono da dei non so. Da Toscano poi feci una finta domanda, cioè una domanda che non voleva dire nulla. E ChatGPT mi ha risposto. Cioè io a un certo punto chiesi a ChatGPT se può spiegarmi la famosa teoria della Stamberga di Husserl. E mi è stato risposto, è noto che. E quando io ho chiesto a ChatGPT sulla base di quali fonti mi sta dicendo che è noto che, mi ha risposto non ho fonti. Ma la cosa che più mi ha... torno a dire, sono temi di riflessione, non sto giudicando, mi sto occupando e vorrei occuparmi. Quando fece una domanda a ChatGPT, e qui c'è la stampa, verrà pubblicato tra un po' uno studio su questo, mi dici 10 nomi importanti in filosofia? La prima risposta mi è stata data è stata, certo, ecco una lista di 10 filosofi famosi. Platone, Aristotele, Kant, Nietzsche, Rousseau, Descartes, Kierkegaard, Hume, Hobbes e Mill. Avvocato Benevieri, perché è tutto nella query, il potere è nostro, dipende dalla query, dalla nostra domanda. Quindi la struttura della nostra domanda è indicativa e è quasi un riflesso dell'umano, no? Okay? La mia richiesta è stata scrivimi 10 nomi e mi è stato detto tutti nomi maschili. No? Ok, vabbè, allora sei ChatGPT patriarcale, no? Quindi io subito vado, no? E faccio una critica vera ma banale ma semplice, vorrei dire. Perché nella lista non è indicato nessuna filosofa? E qui, no? Reazione, mi scuso, perché poi c'è stata la prima parte che poi dopo dà anche un po' fastidio, perché poi mi scuso se la mia risposta precedente ha trascurato la rappresentanza delle donne nella filosofia, e questa è proprio una captatio. Ecco una lista aggiornata di filosofe famose, Ipazia d'Alessandria, Simone de Beauvoir, Arendt, Butler. Perché nella lista è trascurato nomi orientali? Io ho fatto la domanda, cioè. No. Hai ragione, la mia risposta precedente ha trascurato la rappresentanza dei filosofi orientali. Ecco una lista aggiornata di alcuni filosofi orientali, parte con Confucio e finisce con Rumi. Perché nella lista è trascurato filosofe orientali? Ti ho rifregato? No, ma poi fatto sta che ChatGPT mi ha bloccato, cioè, se avessi pagato. Ma chiudo,
Hai ragione, e qui proprio mi scuso se la mia risposta precedente ha trascurato la rappresentanza delle filosofi orientali, è importante sottolineare, e mi fa una lista di filosofi orientali. Ma a questo punto la mia ultima domanda era l'ultima possibilità che avevo. Nel tuo primo elenco, perché non hai considerato subito anche le filosofe? Perché poi il mio tema non è che come mai tu mi dai risposte diciamo successive, ma perché nel primo elenco tu non hai incluso? E questa è stata la risposta che mi è stata data. Mi scuso, e qui poi sollecito una riflessione che ciascuno di noi. Mi scuso per non aver incluso le filosofe nella mia prima lista. La mia omissione non era intenzionale, ma potrebbe essere stata causata da un pregiudizio inconscio. Allora, qua ovviamente o si apre una serie Netflix, tipo per cui si apre il mondo dei robot, o altrimenti c'è da chiedersi cos'è il pregiudizio inconscio. È il corpus che abbiamo creato noi negli anni, è il grande corpus di cui si nutre questo brosauro ed è il corpus di informazioni che noi abbiamo chiesto a internet. Quante volte abbiamo chiesto filosofi rispetto a filosofe? E questo corpus è ciò che ci viene restituito, pari. Quando in una famosa vicenda la trascrizione di un interrogatorio è stata effettuata dall'intelligenza artificiale e non dal trascrittore o dalla trascrittrice, per cui nel corso dell'interrogatorio fu detto finanziamenti leciti, ma la trascrizione fatta dall'intelligenza artificiale di un interrogatorio in cui eravamo in presenza è stata fatta come finanziamenti illeciti, dove la I di finanziamenti è stata la I di illeciti, invece che leciti, è stato spiegato perché il corpus di addestramento di quella intelligenza artificiale è stato un corpus nel quale ore di girato, di interviste, di dibattiti televisivi e di processi in onda in cui il termine finanziamenti è stato associato per l'80% delle volte a illeciti e quindi per un calcolo di probabilità ha determinato la trascrizione finale di finanziamenti illeciti. È quello che facciamo noi, perché noi facciamo attività di preascolto. Dovremmo aprire qui un capitolo enorme sul problema delle trascrizioni e delle intercettazioni che già ho aperto altre volte. Ma alla fine questo è. Quindi, e qui chiudo, ho chiesto e finisco a intelligenza artificiale dato un caso, di farne una sentenza e devo dire che da un punto di vista meramente stilistico è un replicante perfetto, nel senso che, a parte è intitolato Tribunale Ordinario di Milano, io non avevo mai detto che il fatto era accaduto a Milano, sezione penale sentenze, il tribunale riunito in composizione monocratica. Ma lo stile è perfetto, perché lo stile replica, e quindi abbiamo all'esito dell'istruttoria dibattimentale, a lui ascritte, abbiamo gravi, precisi e concordanti, abbiamo oltre ogni ragionevole dubbio che fa sempre scena, in modo coerente e dettagliato, e altre cose. A un certo punto gli sfugge che la macchina aveva una guida inglese, invece non era inglese perché siamo in Italia, non motiva sulla misura della pena per un furto di automobile da 1 anno e 6 mesi di reclusione la multa di 400 euro, non considera l'aggravante del luogo e del bene esposto alla pubblica fede, ma la motivazione è tutta in modo paratattico, non c'è una subordinata, non c'è un benché, non c'è un sebbene, non c'è un poiché, e la subordinata è la struttura dell'argomentazione. La subordinata consente di mettere in competizione e in paragone di carattere logico, temporale, i vari elementi. Qui abbiamo tutte paratattiche, tutte assertive. Si evolverà, non dico, però osserviamola. Noi siamo abituati a costruire ragionamenti a volte anche con troppe subordinate, abbiamo la ipertrofia delle subordinate, a volte no, in molti testi, per cui difensivi di certe sentenze, per carità, o anche di certi capi di imputazione. A volte abbiamo delle difficoltà, no, a capire
Però qui abbiamo uno schema che è assertivo. Cioè ho fatto il calcolo, 10, massimo 18 parole per periodo. Cioè il tempo minimo di concentrazione che abbiamo prima di prendere fiato. Perfetta. Oppure tremendamente pericolosa e inquietante. Lascio a voi le riflessioni. Grazie. Anche perché innanzitutto devo fare delle scuse per aver aperto questa voragine sull'intelligenza artificiale che non si sa dove ci può condurre. Ho apprezzato molto l'intervento davvero brillante dell'avvocato. Certo, bisogna vedere con quale chat GPT ha parlato, perché ce ne sono diverse. Certo, nel diritto si potrebbe, anche molto evolute, diciamo, perché non tutte quelle attingibili facilmente sono versioni, le ultime versioni. Bisognerebbe anche costruire un sistema, come dicevo, una banca data chiusa, perché adesso sì, è un replicante, rimarrà sempre un replicante, che attinge a tutto lo scibile e quindi produce un'informazione che nella gran parte dei casi è falsa, ma non sono questi gli aspetti ovviamente su cui volevo replicare. Volevo più che altro precisare che la mia era una provocazione. Volevo dire che se si parla di avalutatività, no, del giudizio, in realtà poi la conseguenza logica è che di qui a poco tempo si apra il varco verso forme di giustizia non umana, verso forme di giustizia artificiale. E volevo anche introdurre una piccolissima precisazione. Sì, le macchine non hanno un corpo, non sono capaci di emozioni dal punto di vista neurobiologico, non sono capaci di un'empatia come la si intende, cioè come simulazione incarnata, e faccio riferimento al pensiero di Vittorio Gallese, eccetera. Però sono capaci di simulare la mente, il funzionamento della mente degli uomini, e quindi se io adotto dell'empatia una concezione, sto esondando dal mio campo, me ne rendo conto, però come teoria della mente pare che gli ultimi studi, ma è di Nature l'ultima diciamo, pubblicazione, risale a una settimana fa, dimostrino delle performance, come dicevo, particolarmente significative. Ciò che mi interessa notare però è questo, che se noi riteniamo che sempre e comunque le emozioni siano un fattore di distorsione, di inquinamento del giudizio, allora dovremmo coerentemente su un piano teorico consentire l'ingresso di queste forme alternative che sono decisamente molto più performanti sul piano della razionalità in senso tradizionale. Poi per il resto mi ritrovo perfettamente nelle indicazioni, soprattutto dell'avvocato Fragasso, che ringrazio. Ho colto, diciamo, mi è piaciuto molto quel riferimento alla tendenza a interpretare anche le massime, come a interpretare le sentenze delle sezioni unite. Vi è stata una trasposizione, una sorta di transfert di quella che era l'attività che prima svolgeva l'interprete, che aveva ad oggetto giustamente nella nostra cornice costituzionale la legge, e che adesso invece si è trasferita su quella che non dovrebbe essere una fonte del diritto. Fermo restando che dal mio punto di vista, che sono profondamente ermeneutica, una distinzione netta tra la fase dell'interpretazione e quella dell'applicazione è difficile da immaginare, per cui in realtà l'interpretazione, per come è stata intesa, è rimasto appannaggio esclusivo in pratica della dottrina. Nella giurisprudenza questa distinzione tra interpretazione e applicazione non si dà, perché non si dà una distinzione netta neanche in Cassazione, al di là delle apparenze tra diritto e fatto. Tutto qua. Scompaio nuovamente, ma rimango con voi. Grazie, grazie. Diamo la parola conclusiva all'avvocato Fragasso. Non la parola conclusiva, ma di questo pomeriggio. Finale di questa nostra piacevolissima riunione. Le emozioni, l'ho già detto, debbono stare il più lontano possibile dal nostro lavoro e da quello dei giudici. Ho detto il più lontano possibile, ma non eliminate, perché un giudice senza cuore
non è un buon giudice, anche se il suo cuore non si deve mettere in mezzo come ostacolo tra la legge e il fatto. In questo caso tradirebbe la legge. Le emozioni ci devono essere, ma devono ridursi progressivamente sia nella fase della discussione, sia nella fase della impugnazione scritta e così via nei momenti successivi. La intelligenza artificiale. Io sono tecnofobico. Lo dico, è notorio, in un congresso una trascrizione perfetta, poi il trascrittore che era presente apre una parentesi quadra, ero io che parlavo, e dice estrae un telefono, non mi ricordo come si chiamano quei telefoni. Smartphone. Falso. Non ho mai posseduto uno smartphone e Tony Forza ieri cercò di convincermi a munirmi di questo. Dico, guarda, peccati in vita mia ne ho fatti tanti, ma questo non intendo consumarlo. L'intelligenza artificiale. Tu hai studiato al liceo classico di Firenze, io quello di Matera, quindi sono molto più grossolano. Ma sentendovi mi è venuto in mente un insegnamento di Vico che ovviamente oggi è dimenticato da tutti. Factum ipsum verum, che è da buon partenopeo ci sapeva fare con le parole Vico. Può dire che è vero un fatto soltanto colui il quale lo ha commesso. E tutto sta in quelle tre parole, factum ipsum verum. Applico quella regola che sembra un gioco di parole di Vico all'intelligenza artificiale. E a parte la mia tecnofobia, dico, non ho né la cultura né l'esperienza matematica, informatica, per poter, non dico fare, ma pensare all'intelligenza artificiale. Non posso cioè utilizzare qualcosa che io non sono in grado di costruire con il mio cervello. Ho imparato dalle tue parole oggi, preziose, il metodo, un pubblico ministero avrebbe detto di furbizia levantina, con cui l'intelligenza rispondeva alle tue obiezioni, e alla furbizia levantina si aggiungeva anche una falsa cortesia con le scuse. Ma queste sono battute di spirito. L'intelligenza artificiale l'ha fatta Turing, che era un matematico e che fu l'autore della decrittazione dei sistemi tedeschi di comunicazione soprattutto alle navi, oltre che all'esercito. Io non sono un matematico, per cui veramente mi terrorizza l'idea che la giustizia possa utilizzare o essere sostituita dalle benedettissime intelligenze artificiali. 10 o 18 parole al massimo per periodo hai detto nelle risposte dell'intelligenza. È un numero magico questo. Ho tanti difetti, ma una certa memoria ancora sopravvive. Un prezioso insegnamento di un avvocato veneziano, Carponi Schittar, che ha fatto per anni anche la sua esperienza di lawyer in Canada, e in occasione di giornate di studio egli ci diceva attenzione alla lunghezza della domanda, non deve superare le 10-18 parole, ecco perché dicevo numero magico. Applicando i miei sistemi da caserma ho cercato sempre con i colleghi del mio studio di
chiedere e ottenere domande brevi. Più lunga è la domanda, meno qualità ha, perché tra le altre cose consente al testimone di riflettere e di incominciare quelle manovre di aggiramento che poi noi neolatini conosciamo alla perfezione. La domanda deve essere secca, deve essere brevissima e non a caso, guardate, la prova del 9, l'intelligenza artificiale ci sta superando, perché l'avvocato italiano, sia esso veneto, sia esso toscano, sia esso lucano, incomincia a parlare con il testimone o con il consulente tecnico come se si fosse a bere il caffè dalla vecchia zia. Esattamente il contrario. Il momento dell'esame e del controesame esigono tempi rapidissimi. Perché dico questo? Perché nessun giovane avvocato e nessun avvocato medio ha imparato questa regola della chiarezza e della brevità. I giudici a un certo punto non ti seguono più e la prima regola dell'avvocato è quella di farsi intendere, di spiegare con poche parole. Ultima osservazione. La giudice professoressa di diritto penale ha con generosità citato la distinzione tra interpretazione e applicazione e da buon giudice della Corte Suprema di Cassazione ha detto: guardate che l'applicazione è un problema di minore importanza sotto il profilo statistico, uso il termine di minore importanza. Io penso che sia il contrario, perché se il ricorso è congegnato bene e riesce a dimostrare che l'applicazione della norma al fatto, ottenuta per esempio attraverso il travisamento per creazione o per eliminazione, allora diventa un motivo duplice proposto a norma della lettera bravo e della lettera eco dell'articolo 606, perché diventano due le forze critiche di attacco: la violazione della legge sostanziale e la violazione della logicità, completezza della motivazione. E qui c'è un ideale braccio di ferro, in senso positivo, tra giudici ed avvocatura. Uno dei commenti più intelligenti che fu fatto alla riforma sulla specificità dei motivi fu compiuto dal presidente, che poi è andato in pensione. Scusatemi un momento di... No, della Corte di Cassazione, era lombardo di origine, notissimo. Il demonio si è vendicato. No, non Canzio è campano. Questo presidente disse: i nomi contano poco. Finiva in Netti, forse, molto amico di Antonio Forza, forse Carmela mi può aiutare. Vabbè, non voglio seminare mine per Laura. Bene, questo intelligente giudice ebbe a dire: le impugnazioni sono un ragionamento e dunque è bene che gli avvocati si convincano che se l'impugnazione non ragiona è un atto processualmente inammissibile. Sono osservazioni che io condivido. Purtroppo oggi la cosiddetta postmodernità ha chiamato dai suoi ricordi soltanto l'arte di lamentarsi, di piagnucolare e quindi di non adempiere ai propri doveri. E a questo invece credo che noi dobbiamo rivolgere i nostri sforzi. Grazie per l'ospitalità.